pomeriggio a tutti e a tutte, grazie di questo invito e complimenti davvero per il ciclo di conferenze e formazioni che avete organizzato, che quanto mai utile ancora parlare di questi temi. Se ne parla di più rispetto agli anni precedenti sicuramente, però non mai abbastanza. Condivido quello che hanno detto le colleghe che mi hanno preceduto, l'importanza di una competenza, di una specializzazione su questi temi e anche la necessità di un approccio multidisciplinare, perché questa è la risposta vincente per affrontare temi complessi come questi, temi che sono legati alla vita delle persone, alle relazioni affettive e quindi diversi saperi, diversi sguardi che si confrontano e anche che, come dire, convergono su dei punti è una cosa estremamente importante. Io dirò delle cose che probabilmente già sapete, ma è importante un inquadramento di questo tema della violenza assistita all'interno di un contesto che è quello della violenza di genere, e anche questo non è sempre così scontato che venga condiviso. E quindi cercherò nel tempo che mi è stato dato di darvi alcuni elementi per poi delle riflessioni. Intanto un po' l'inquadramento del fenomeno, l'epidemiologia e come fare anche per riconoscere meglio la violenza assistita attraverso uno sguardo a quelle che sono le conseguenze, perché noi qui parliamo di soggetti in età evolutiva, quindi le conseguenze della violenza hanno un impatto poi sul loro sviluppo, ma anche, come giustamente ha ricordato la dottoressa Rifiorati, bisogna riconoscere le dinamiche della violenza nella coppia genitoriale. Ancora, nonostante se ne parli da tantissimi anni, non è chiara o comunque viene minimizzata o negata la natura della violenza e ancora, e questo poi lo vediamo nelle conseguenze anche delle decisioni che vengono prese purtroppo da alcuni tribunali rispetto all'affidamento dei figli. Uno sguardo alle conseguenze sulla responsabilità genitoriale con, come dire, un'ottica su cui nel mio piccolo insisto, che è quella di, nel nostro lavoro, di ognuno dei professionisti che si occupa di questi temi, di contrastare attivamente quelli che sono gli stereotipi culturali che ancora sono attivi e duri a morire. Allora, iniziamo dicendo una cosa ovvia, ma va comunque sottolineata, che la violenza domestica e la violenza assistita sono due facce dello stesso fenomeno e dello stesso problema, che è la violenza maschile sulle donne. Quindi utilizzare un'ottica di genere non è scontato, ma è la strada invece che ci fa capire, appunto, come già veniva ricordato, che non sono episodi singoli, ma è purtroppo ancora frutto di un retaggio culturale molto attivo nella nostra società. La violenza colpisce le donne. Non sono normali litigi come in tutte le famiglie, come spesso dicono le donne stesse a volte per difendersi, ma i maltrattamenti domestici o di coppia sono caratterizzati da violenze diverse, continuative, non sono episodi isolati, ma è un continuum che purtroppo ha delle radici molto profonde. Come è già stato ricordato, la violenza domestica può causare la morte e i dati italiani sono veramente preoccupanti. Ovviamente
Anche qui ne accennerò brevemente perché anche quello è tutto un capitolo su cui per fortuna si sta studiando, si sta approfondendo. Queste donne lasciano dei figli e quindi tutto il problema dei cosiddetti orfani speciali. Dicevo, la violenza colpisce le donne, ma colpisce anche i bambini. Una cosa molto importante che vorrei sottolineare, scusate, qui sto, ecco, è che i bambini non sono solo testimoni, ok? Ma sono anche vittime e diventano molto spesso vittime dirette di tutte le forme di violenza che subisce la madre. Quindi violenza fisica, violenza verbale, violenza psicologica, fino al maltrattamento economico o persecutorio nello stalking, anche perché negli ultimi 20 anni ovviamente abbiamo visto, almeno dal nostro osservatorio, diciamo, dei centri dei servizi che costituiscono la nostra associazione, abbiamo visto che, e anche da quelli che sono gli studi più recenti, che la violenza non avviene solo durante la convivenza, ma è aumentata proprio nelle fasi separative di divorzio. Quindi i bambini in queste situazioni vengono evidentemente coinvolte in quelle forme di maltrattamento, come ad esempio il maltrattamento economico, quando non hanno la possibilità, proprio per l'atteggiamento del padre, di non accedere a delle opportunità, oppure quando vengono utilizzati proprio per, attraverso coinvolgimenti, messaggi continui, attraverso lo stalking appunto, vengono coinvolti per raggiungere la madre. Una cosa purtroppo da rilevare è che i bambini possono diventare vittime di violenza ancora prima di nascere, perché la violenza domestica purtroppo viene perpetrata anche sulle donne in gravidanza e può causare delle gravidanze difficili, parti prematuri e quindi delle conseguenze dirette proprio sui bambini, sui nascituri. Allora, non è tantissimo tempo che in Italia si parla di violenza assistita. La prima volta che si è affrontato questo tema ed è stato portato all'attenzione in Italia è stato proprio grazie al CISMAI, che nel 2003 ha organizzato un convegno a Firenze ed è stato il primo nel nostro paese che ha portato l'attenzione appunto su questo fenomeno. Ci tengo a dire che sia la definizione che poi le linee guida che sono uscite nel 2005 sono frutto del lavoro di confronto sia esperienziale che di saperi dei nostri centri. Da una parte i centri antiviolenza, che quindi seguivano e seguono tuttora le donne vittime di violenza, e dall'altra i servizi che si occupano di tutela dei bambini. Quindi è stato proprio da questo confronto che è durato anni, in cui che ha portato anche quelle che erano già delle riflessioni che erano state fatte all'estero, allora al convegno di Singapore proprio sulla violenza delle donne, dove per la prima volta appunto si è cominciato a riflettere non solo sul trauma della violenza sulle donne, ma anche sul trauma della violenza sui bambini che assistevano alla violenza sulle loro madri. Questa definizione che appunto dà una cornice di significati a questa che è stata riconosciuta dall'OMS come una forma di maltrattamento primario all'infanzia,
mette in evidenza un aspetto che secondo me è ancora, come dire, viene un po' minimizzato, che i bambini e i ragazzi, le bambine e le ragazze che assistono alla violenza sulle madri, sperimentano la violenza non solo quando sono direttamente presenti, cioè quando la violenza avviene nel loro campo percettivo, ma anche quando è indirettamente, cioè quando ne sono a conoscenza o ne percepiscono gli effetti. Le conseguenze a livello psicologico e emotivo sono altrettanto gravi. Io racconto sempre questa storia di una ragazzina che io ho conosciuto tanti anni fa e che mi è rimasta molto impressa, perché molte volte i bambini e i ragazzi manifestano una sintomatologia, manifestano un disagio che non sempre viene correlato a quella che è l'esperienza che loro stanno vivendo in famiglia. Cerco di essere estremamente sintetica. Questa ragazzina era stata mandata in valutazione per dei disturbi d'ansia molto forti, attacchi di panico e un calo di rendimento scolastico, e in effetti poi è emerso che lei era terrorizzata, aveva molta paura di tornare a casa, dove tornava per pranzo mentre i suoi genitori erano al lavoro, perché aveva trovato la cucina distrutta e tracce di sangue sulle piastrelle della cucina. Quindi lei non aveva mai visto direttamente il padre picchiare la madre, ma ovviamente questi segni l'avevano sconvolta. Ma basta anche il senso, poi ne accenneremo dopo, il clima pervasivo ed emotivo che la violenza crea. Allora, a livello mondiale, questi sono i dati del Global Report del 2020, si stima che la violenza emotiva ha un impatto sulla vita di milioni di bambini, e un bambino su 4 sotto i 5 anni vive con la madre vittima di violenza da parte del partner. Allora, se noi dobbiamo fare una riflessione sui dati italiani, noi abbiamo un problema endemico, che non abbiamo dei dati aggregati, non abbiamo un sistema di monitoraggio, non abbiamo un sistema nazionale di raccolta dati sul maltrattamento all'infanzia. Abbiamo dei dati inferiti, ad esempio l'Istat, quando ci parla della violenza delle donne, sulle donne, ci segnala negli ultimi anni che sono salite le percentuali rispetto ai figli che assistono alla violenza sulle madri, e quindi questo è un dato interessante. E viene anche sottolineato, questo già nel 2015, il rischio connesso alla riproducibilità in età adulta dei comportamenti violenti. Io su questo vorrei dire una cosa. Per fortuna l'essere umano non è determinato e la psicologia non è deterministica, nel senso che è vero che c'è questo rischio, ma questo, voglio dire, deve fare riflettere e aumentare l'attenzione proprio della rete di adulti tutelante intorno, perché questo rischio non solo può essere interrotto, ma può essere assolutamente essere invertito di rotta. Quindi non è vero, se ovviamente ci sono degli interventi, e importantissimi ovviamente sono gli interventi di tutela anche giudiziaria in queste situazioni, e il lavoro preziosissimo degli avvocati. In Italia questa era la prima, adesso ne uscirà un'altra a breve, la prima ricerca epidemiologica su un campione di 250 comuni in Italia, dove vediamo che la violenza assistita è comunque la seconda forma di maltrattamento sui bambini e sui ragazzi nel nostro paese. E noi avevamo fatto un'altra ricerca sempre con Terre des Hommes nel 2013,
e la percentuale è più alta rispetto a quella precedente. La domanda che viene spontanea è si è strutturata una capacità maggiore di intercettarla o ci sono più situazioni di violenza? Sicuramente negli anni c'è un'attenzione maggiore a questo tema, se ne parla di più, c'è più formazione e quindi a mio parere c'è una maggiore capacità di intercettazione a fronte comunque di situazioni di violenza che risultano sempre essere troppo alte. I dati Istat ci dimostrano che c'è un aumento, questi sono gli ultimi del 2019, e in 5 anni c'è stata una crescita di 10 punti percentuali che è veramente molto alta. Ancora più drammatica appunto il fatto che non solo questi bambini hanno assistito, ma sono stati anche direttamente vittime di violenza. Non dobbiamo dimenticare i figli dei femminicidi, questa è una stima perché anche qui non abbiamo un dato nazionale certo, è la stima che fece la professoressa Baldri, comunque sono numeri molto alti e molto preoccupanti. 2 parole sui rischi della pandemia a cui è già stato accennato. Sicuramente la pandemia ha costretto le persone a vivere in situazioni di costrizione, di limitazione dei rapporti e ovviamente dove già c'erano delle situazioni difficili, questo non ha fatto che peggiorare le condizioni. Questo è un appello che è uscito nel marzo dell'anno scorso proprio di un gruppo di associazioni internazionali molto importanti che hanno appunto segnalato ai governi la necessità di un'attenzione maggiore a questi tipi di situazioni. Siamo già in grado di vedere un pochettino quali sono le conseguenze della risposta al Covid, sempre in questo Global Report dell'OMS. Si rilevano quanto siano aumentati i fattori di rischio per la violenza interpersonale e come sono aumentati i numeri delle richieste durante questo periodo, delle richieste di intervento, e anche in Italia effettivamente durante il lockdown il numero che era stato predisposto, l'1522, ha riportato tantissime telefonate e anche in queste situazioni si è registrato il 64,1% di richieste di intervento e di segnalazione di casi di violenza assistita. Allora, una collega ha chiamato la violenza assistita il maltrattamento dimenticato perché comunque ancora è sottostimata e di difficile rilevazione. Le cito solo senza entrare nel merito. Ovviamente per ragioni culturali e stereotipi, perché se si nega la violenza in famiglia, si nega la violenza sulle donne, si nega di conseguenza la violenza sui bambini. Perché ancora ci sono delle difficoltà, diciamo, tecniche. Una è ancora la confusione che si fa fra il conflitto e la violenza, l'altra è che non è facile individuare il maltrattamento psicologico, che tra l'altro colpisce sia le donne che i bambini. Quindi la violenza attiva resistenze e le attiva a 360 gradi anche negli operatori stessi che si dovrebbero occupare di tutela dei bambini e delle donne. Tanti sono gli elementi, sicuramente anche quella di una sorta di difesa di rifiuto a contattare il dolore, un atteggiamento giudicante nei confronti della donna
che è figlia di anche letture psicologiche piuttosto vecchie, ma che ancora sono molto attive. La sfiducia nella possibilità di cambiamento e poi la paura della violenza e anche del violento, perché voglio dire, anche fra gli operatori sociali ci sono stati dei casi in cui sono state minacciate e comunque anche, come dire, minacciate pesantemente. Vi dicevo prima, nel nostro lavoro invece noi dobbiamo, come dire, veramente sforzarci di contrastare quelli che sono gli stereotipi culturali frequentissimi. Il primo è nei confronti dei bambini. Perché ancora molto spesso si sente dire che i bambini non capiscono, non si accorgono di quello che succede in famiglia, sono troppo piccoli, dimenticano. Legato al fatto che ancora la famiglia è vista come un luogo di cura e accudimento dove è impossibile pensare che si possano verificare situazioni che addirittura danneggiano i suoi componenti, bambini compresi, e che in fondo il maltrattamento non è frequente, che è un fenomeno limitato a situazioni molto estreme. Legato al fatto di una certa anche, come dire, concessione dell'educazione un po' strisciante che giustifica la violenza, che in fondo qualche sberla poi non fa mai male. Rispetto a questo invece, se noi pensiamo a come sta un bambino, una bambina all'interno di una situazione di violenza che, come dicevo prima, si configura non come un fatto isolato, ma come una situazione lunga negli anni e spesso cronica, i vissuti, quello che provano i bambini sono la paura, il dolore per vedere la mamma maltrattata, la confusione, il senso di impotenza che si porteranno dietro perché non riescono per età, per situazione ad intervenire per interrompere la violenza, l'angoscia e anche una profonda rabbia. Ma a volte un sentimento molto diffuso è quello della colpa, di sentirsi in colpa per non essere riusciti appunto ad aiutare la mamma ad asciugarle le lacrime quando la vedono triste, e anche l'invisibilità che è letta in una duplice, come dire, visione. Da una parte che in queste situazioni i bambini non vengono visti molto spesso perché i genitori sono occupati, uno a difendersi, l'altro ad aggredire, ma loro stessi si rendono invisibili per difendersi da una situazione di grande angoscia. Questo crea un'ipervigilanza, quindi un senso d'allerta che crea poi disturbi d'ansia, fino ad arrivare a quelle situazioni più complesse e compromesse dove i bambini congelano le emozioni e si adattano, si fanno andare bene tutto, non esprimono, fino ad arrivare a delle forme molto gravi di dissociazione. Allora, questo per dire, perché poi i bambini raccontano, i bambini disegnano, se i bambini vengono ascoltati, ti raccontano quelle che sono le loro emozioni. Allora, abbiamo detto che la forma più diffusa, che è quella che accompagna anche le altre forme di maltrattamento, è la violenza psicologica, che è quella più insidiosa, più difficile perché non lascia segni. Cioè, se un bambino o una donna vengono picchiati, abbiamo i lividi e facciamo prima a individuarla. La violenza psicologica è molto più subdola
perché è fatta da continue pressioni di violenza verbale, di denigrazione, di svalutazione, porta a non aver fiducia in se stessi, a non credere nelle proprie possibilità, e sui bambini, quindi sui soggetti in età evolutiva, davvero ad uno sviluppo, scusate, influisce proprio sullo sviluppo di quelle che sono le competenze sia emotive ma anche cognitive. È anche più difficile, dicevo, da individuare, ma perché è un po' specifica, ma anche qui bisogna averla un po' in testa per individuarla, e sapendo che purtroppo questo tipo di maltrattamento ha delle conseguenze importanti. Come dicevo prima, non dimentichiamo che oltre ad essere testimoni possono diventare vittime dirette, e anche questo è un aspetto che viene molto sottovalutato. Un passo importante, diciamo, a livello scientifico è stato che il DSM-5, che è il più grande manuale diagnostico per i disturbi psichiatrici, ha detto senza ombra di dubbio che la violenza, assistere alla violenza produce un trauma psichico. Quindi assistere alla violenza sulle madri produce quelle ferite emotive profonde, perché specie nei soggetti in età evolutiva, dicevo prima, sono collegati proprio ai sentimenti di impotenza, che sono connessi poi ai legami di attaccamento con i genitori, e influisce pesantemente proprio sulla costruzione del senso di sicurezza. Quindi questo è un passo molto importante, perché come dire, va a contrastare lo stereotipo che assistere alla violenza non fa nulla ai bambini perché o non c'erano, o dormivano, non se ne sono accorti o non hanno capito niente. Diventa un trauma interno e va proprio a, come dire, decostruire la personalità, perché è un'esperienza cronica, non è un fatto isolato, ed è proprio il fatto di sperimentare questi sentimenti, questi vissuti, queste emozioni, che va appunto a strutturare il trauma. Quali sono le conseguenze? Le conseguenze sono tantissime, ovviamente sono legate all'età, ma sono legate anche ai fattori di protezione, cioè a quelli che il bambino e il ragazzo incontrerà poi nel suo cammino, quindi qualcuno che interrompe la violenza, qualcuno che si prende cura di lui, qualcuno che capisce qual è il suo dolore, e anche qualcuno che mette in atto degli interventi protettivi insieme alla madre. Comunque, diciamo così che le conseguenze a livello soggettivo sono queste. Possiamo avere dal disturbo post-traumatico le difficoltà emotivo-relazionali, che significa che c'è una grande possibilità di sviluppare depressioni e sintomi ansiosi, fino alle varie forme di maladattamento a lungo termine. E qui gli studi longitudinali fatti all'estero l'hanno verificato, che molto spesso un comportamento violento in ambito sociale ha nella storia personale di queste persone delle situazioni di violenza assistita. Come siamo messi col tempo? Vada, Vado? tranquilla. Vado. Allora, abbiamo quindi da una parte queste conseguenze post-traumatiche, che sono quelle appunto che vanno a incidere sullo sviluppo psicologico dei bambini e dei ragazzi,
Ma un altro danno molto importante è il danno sulle relazioni, perché il bambino e il ragazzo sperimentano una distorsione delle relazioni familiari e affettive che sono basate sulla sopraffazione sul potere e quindi anche interiorizzano dei modelli disfunzionali relazionali, ma anche dei modelli disfunzionali di genere. Quindi un certo modo di essere donna, un certo modo di essere uomo. Quindi il danno sulle relazioni è veramente importante, perché appunto qui il rischio poi, se non si interviene, è quello di mettere in atto nella loro vita adulta poi gli stessi meccanismi, di ricercare, come si sente in tante storie di donne che hanno avuto un padre violento, di ricercare un partner violento, perché c'è come una normalizzazione, una assuefazione alla violenza, e quindi è molto importante lavorare anche su questi aspetti. È interessante vedere quali sono le conseguenze sulla specificità di genere. Anche qui non è che c'è, come dire, un assioma, no? Per cui per forza una bambina, una ragazza che ha avuto una madre vittima diventa vittima, però in genere noi non sappiamo perché, come dire, è tutta una lettura personale rispetto a quel caso e quella situazione, però in genere il figlio sceglie il genitore omologo. Quindi in genere, diciamo così, le figlie tendono ad identificarsi con la madre vittima. È anche vero che molte diventano, ad esempio, hanno fatto delle ricerche interessanti in gruppi di bulle, dove c'era invece, come dire, un'identificazione in quel caso con l'aggressore. Al di là di quello, questo è un altro aspetto su cui riflettere, su cui intervenire. Molto spesso i figli maschi oscillano fra essere i salvatori della mamma, quindi in un qualche modo mettendosi anche attivamente in mezzo durante queste situazioni, o a volte diventano invece violenti loro stessi con la madre e le sorelle, quindi acquisendo quel tipo di modello. Due parole sugli orfani speciali. Qui le conseguenze sono gravissime, perché chiaramente anche a livello di identità, perché questi bambini, questi ragazzi sono nello stesso tempo figli della vittima e dell'omicida, e quindi mettere insieme questi due aspetti è molto difficile. In più c'è il doppio trauma della perdita, quindi c'è un lutto traumatico, e ci sono tutti i problemi legati alla traumatizzazione secondaria, legata al fatto che questi bambini devono cambiare poi scuola, abitudini, amici, eccetera. Quindi anche qui il discorso della competenza è molto importante. Allora, rispetto alla, come dire, alla violenza, bisogna, per riconoscerla bisogna conoscerla, quindi bisogna superare quelle letture vittime carnefice per cui la donna come dire, ama farsi picchiare, che la donna che istiga il marito, ma riconoscere la natura e le caratteristiche delle relazioni violente, e il fatto che la violenza non è solo quella fisica, ma ci sono altri tipi di violenza come quella psicologica che è altrettanto devastante. Allora, cerchiamo di andare un po' in fretta, se no non arriviamo alla genitorialità. Quindi questo è un passaggio fondamentale, e questo purtroppo è un errore che ancora fanno anche molti operatori, questo di confondere la conflittualità o l'alta conflittualità con la violenza, dove chiaramente mi sembra che l'abbiate approfondita questo aspetto,
è la relazione asimmetrica che fa la differenza, dove appunto l'uomo in genere per mantenere una relazione di potere e di sopraffazione mette la donna in una situazione di forte limitazione proprio della libertà personale. Questo è un passaggio fondamentale, perché se non quando gli operatori, gli avvocati approcciano queste situazioni, questo deve essere il primo grande discrimine, perché questo crea poi la differenza rispetto a tutti quegli interventi che bisogna mettere in atto per tutelare sia la donna che i bambini. Allora, questo è l'altro punto su cui volevo condividere delle riflessioni. La violenza produce dei danni sulla genitorialità e sulla responsabilità genitoriale. Questo è indubbio, perché la violenza indebolisce entrambi i genitori. La madre viene spesso esautorata dal processo educativo, proprio dal padre, e il padre nei confronti dei figli perde la sua capacità di accoglienza e di essere protettivo, e questo lo dice questo autore americano che ha scritto dei libri molto interessanti sulla violenza domestica. Quindi diciamo che entrambi hanno un danno sulla genitorialità. Anche qui però bisogna fare attenzione. Allora, questo è il grande stereotipo che, come dire, viene utilizzato spessissimo anche nelle aule di tribunale. L'uomo violento in fondo è un buon padre perché picchia la mamma ma non picchia i figli. E questo, come dire, dà per scontato che comunque il fatto che i bambini vedano la violenza non ha nessun effetto su di loro, che comunque la violenza può essere una manifestazione dell'affettività, e un altro degli stereotipi è che comunque gli uomini violenti hanno dei problemi. Noi sappiamo che non è così, nel senso che chi ha delle patologie conclamate sono una minoranza. Ovviamente ci sono dei problemi, questo è indubbio, ma non si possono etichettare. E anche questo è il fatto che hanno subito violenza nell'infanzia, e a volte è vero, non può essere sicuramente un elemento che può, come dire, è un elemento narrativo, ma non è una scusante. Cioè, con questo non possono essere sollevati dalla responsabilità delle azioni che mettono in atto. Anche perché in genere il padre violento ha determinate caratteristiche rispetto a quella che è l'esercizio della genitorialità. Intanto un uso dell'autorità sia con la madre ma anche con i figli stessi. Un disimpegno. Molto spesso questi uomini non sono coinvolti nel processo di crescita e fanno fatica a leggere quelli che sono come dire, le esigenze, le richieste che i figli a seconda dell'età fanno loro, no? L'altro aspetto che viene messo in atto è la delegittimazione della madre come figura genitoriale. Quindi la madre viene non solo esautorata, ma viene costantemente denigrata rispetto all'essere adeguata a, no? Cioè, quindi non sai fare da mangiare, non sai fare a seguire i bambini, non li segui bene nei compiti, o chi più ne ha più ne metta. E poi c'è un altro aspetto molto interessante, che è quello della differenza fra il comportamento privato e quello pubblico, perché nelle situazioni sociali molto spesso questi uomini
invece si presentano come dei padri molto attenti con i figli. Vediamo invece nel dettaglio che cosa comporta in proprio sulla responsabilità genitoriale, ma sulla genitorialità, il comportamento violento. Perché il genitore che fa assistere al bambino e quindi non si cura, non ce l'ha in testa, non è attento, ai comportamenti violenti che mette in atto, oltre ad essere di per sé fonte di paura, perché di trauma, perché crea paura, angoscia, dolore, eccetera, viene anche meno a delle importanti funzioni di parenting, che sono le funzioni di accudimento che, come dire, aiutano poi i figli a crescere. Intanto viene meno la funzione di protezione, questo è ovvio, io non ti proteggo, non ti metto al riparo da, anzi a volte ti coinvolgo direttamente, sia a livello fisico che psicologico. Non ti insegno quella che è la funzione di regolazione affettiva, cioè che è quella del controllo e anche di come io esprimo alcuni sentimenti, alcune emozioni come la rabbia. Non c'è una funzione di accompagnamento del bambino e la cosa, diciamo, più rilevante è che viene a mancare quella che è la funzione delle attività autoriflessive, che è molto importante per l'evoluzione dei bambini e degli esseri umani, che è quella di riflettere sulle proprie emozioni e di dare parola. Quindi tutto questo nel comportamento violento viene azzerato. L'altro sulle madri è che appunto le madri non sono protettive e perché non se ne sono andate prima. E anche qui c'è sotto traccia, diciamo così, il discorso che le donne sono in qualche modo complici della violenza e quindi ci stanno perché non hanno la volontà di uscirne. Noi sappiamo ovviamente che la realtà è molto diversa perché questo... Prego? No, forse c'era un microfono acceso. Ah, scusi, perché questo è un approccio ovviamente che già di per sé presuppone disapprovazione, no? In realtà a volte non se ne vanno perché sono positivamente rinforzate durante le fasi del pentimento e del ritorno, diciamo così. A volte non hanno una autonomia economica, molte volte sono isolate, non hanno il supporto delle loro famiglie. Molte pensano che è più pericoloso scappare che rimanere. Molte volte c'è questa learned helplessness che è veramente significativa, che è proprio una specie di paralisi psicologica che le immobilizza, no? Che è proprio come dire, la sensazione del freezing davanti a una cosa che ci fa molto paura, ci immobilizza e rimaniamo lì. È anche vero che molto spesso i figli sono una molla molto importante per uscire dalla violenza. Ecco, adesso devo invitarla a arrivare alla conclusione. Bene, quanti minuti? 2. Ci sto arrivando. Allora, la Abbiamo madre... anche delle domande comunque. Prego? Abbiamo anche delle domande. Ok, le facciamo alla fine di tutto? Le facciamo subito. Va bene. Allora, intanto la madre maltrattata, diciamo che il maltrattamento produce un danno trasversale nella sua rappresentazione, sia come madre che come donna, anche perché la violenza può davvero diventare il centro dei pensieri della madre intorno a cui ruota la sua vita e in questo senso le sue capacità di essere empatica e attenta con i figli a volte possono essere intaccate.
Due cose. Intanto nella valutazione della genitorialità bisogna evitare un approccio superficiale che non tenga conto di quello che la madre ha subito come donna, e quindi, perché noi troviamo delle madri fragili assolutamente, ma dobbiamo accertare che danno ha provocato la violenza. E in genere il padre maltrattante a volte può avere una valutazione migliore proprio perché si presenta meglio, e invece noi dobbiamo contrastare l'idea che un padre violento sia un padre adeguato. Allora, volevo finire su una cosa, perché c'è tutto un altro aspetto che va bene, magari ne parliamo un'altra volta, che è questo. Volevo finire con questo, che è molto importante, perché la domanda è lecita: è possibile un cambiamento per il padre? Sì, quando nell'affrontare la sua genitorialità il maltrattante deve affrontare il problema della violenza, e quindi riconoscere la violenza e comprendere la conseguenza che la violenza ha avuto sui figli è un passaggio importante e non è impossibile. E questo fatto che adesso in Italia ci siano effettivamente molti centri che si cominciano ad occupare dei maltrattanti, io credo che sia un elemento importante, perché chiudiamo il cerchio, nel senso che sicuramente le vittime devono continuare ad essere aiutate e curate, ma se non si affronta anche il problema del maltrattante, poi si ritorna indietro. Vi ringrazio, volevo solo dirvi che il CISMA nel 2017, in seguito alla Convenzione di Istanbul, ha rifatto queste linee di indirizzo che affrontano proprio il tema degli interventi virtuosi rispetto a questa tematica. Questo lo potete scaricare dal sito, perché riprendono un po' quelli che sono tutte le attenzioni e anche gli aspetti più importanti di protezione nei bambini all'interno della violenza domestica. Grazie mille. Prima di tutto ringrazio per questo evento, per essere stata invitata, e poi il Friuli è la mia prima sede. Io lì mi sono formata perché sono nata come magistrato, prima penale e poi civile a Pordenone, quindi devo molto al vostro territorio, quindi torno sempre volentieri. E fatta questa premessa, e quindi ringraziata l'avvocato Rifiorati, ma anche tutti l'avvocato Comparetti, l'avvocato Command, mi fa piacere partecipare a questo tipo di eventi, che uso iniziare con una dichiarazione di colpa. Anche io sono arrivata a concepire la violenza come un problema, ma è stato un punto di arrivo e non un punto di partenza. Un punto di arrivo a cui sono giunta proprio per dovermi liberare da quegli stereotipi di cui la dottoressa Soavi ha così ben parlato. Perché è talmente dentro di noi lo stereotipo della violenza come una sorta di qualcosa di tollerabile quando non si superano certi limiti, che secondo me e questo secondo me è proprio la base sulla quale si fondano poi le violenze più gravi, perché questa sorta di tolleranza per tutti gli agiti violenti di qualunque tipo, che è condivisa nel nostro paese, perché appunto è una base culturale che tutti condividiamo, poi porta alle esagerazioni che giungono fino al femminicidio. Quindi mi sono accorta di questo errore, perché quello stereotipo di cui si parlava, cioè il buon padre può essere anche un marito violento, perché le due cose, o comunque un compagno violento, perché le due cose sono disgiunte, perché i due rapporti sono diversi, era un mio stereotipo. E quindi io ho tante volte auspicato all'inizio della mia carriera come giudice della famiglia che venissero superate delle diatribe, delle questioni, anche se poi queste questioni e queste diatribe erano fatte anche di violenze fisiche, che potevano essere schiaffi, potevano essere percosse, potevano essere accessi al pronto soccorso, ovviamente non cose gravissime. Ma
questo, a mio avviso, poi porta alle deviazioni che conosciamo con la cronaca che leggiamo tutti i giorni sui giornali. Fatta questa premessa, che quindi tutti dobbiamo prima di tutto fare un'operazione culturale su noi stessi per liberarci degli stereotipi che abbiamo introitato come figli, come genitori anche e come persone di questa società, fatta questa premessa dobbiamo vedere di fare ciascuno il nostro, perché ha detto bene la dottoressa Soavi quando ha parlato della necessità di un lavoro di rete, e dove in questa rete la componente principale siamo proprio noi operatori della giustizia, a mio avviso, cioè gli avvocati e i magistrati, che sono quelli chiamati a intervenire in maniera primaria e anche decisa sulla violenza. Perché quello che diceva la professoressa Soavi, cioè il fatto di evidenziare attraverso gli indici di disagio che i figli portano su di sé la violenza, in un contesto giudiziario è impossibile, perché io non potrò mai fondare un'affermazione di violenza di genere perché il bambino riporta dei sintomi indiretti come l'ansia o comunque gli attacchi di panico per questi agiti. Io devo provare l'agito di violenza, perché questo è il compito dell'azione giudiziaria. E questo è proprio il mio inizio e forse sarà la mia fine. Che cosa è fondamentale? Che i giudici, in primo luogo, perché questo faccio veramente una affermazione di responsabilità, ma anche gli avvocati in parte partecipano a questo disegno, non accertano più i fatti. Nel momento in cui sono giudici della famiglia, tendono diciamo, a valutare più le relazioni che non i fatti. Questo è possibile, ma questo è possibile in una famiglia funzionale. In una famiglia violenta si deve prima mettere ordine nella verità, e siccome, ahimè, il violento tendenzialmente nega quegli agiti, forse anche perché nella stessa mentalità del violento lo stereotipo diciamo di prevaricazione è talmente introitato che per fare il padre, il marito in quel modo per quell'uomo è normale, quindi bisogna come diciamo operatori della giustizia mettere verità, e quindi la verità implica l'accertamento del fatto, che ahimè adesso si è un po' allontanato dalle aule giudiziarie, forse converrete con me o forse questa è soltanto la mia sensazione. Fatta questa premessa iniziamo. Come dicevo, a volte il primo momento in cui si può valutare l'esistenza di violenza domestica è proprio il giudizio civile, perché è stato detto molte volte le donne non sporgono denuncia o comunque sono restie a farlo, ovvero anche quando questa esplosione della violenza può aver portato la donna a, perché io voglio dare le cose con il loro nome, la donna è quella che subisce violenza e l'uomo è quella che reagisce. Ci sono delle eccezioni, ma sono talmente residuali dal punto di vista statistico da non poter essere considerate. Quindi la donna che subisce violenza, nel momento in cui si libera, decide di fare il passo, normalmente si muove su due fronti o su uno solo. Sicuramente si muove sul fronte civile, perché ha necessità di avere una pronuncia per l'affidamento e per il mantenimento dei figli. Qualche volta si è mossa anche sul fronte penale e quindi si è mossa insieme, ma siccome si è mossa insieme, al momento del primo contatto con il giudice civile non ha contezza di quello che è accaduto nel penale, perché nel penale siamo agli albori, siamo al momento delle indagini, e questa è la prima difficoltà che si trova a vivere il giudice civile. Però appunto il giudice civile ha quindi questo privilegio, per un certo verso, quella possibilità di imparare a intercettare la violenza. E quindi come può farlo? Sicuramente può essere aiutato da un avvocato specializzato, e quindi deve fare quelle cose che ci ha così ben detto la dottoressa Soavi, cioè imparare prima di tutto a distinguere violenza e conflitto, affinare gli strumenti di prevenzione a disposizione del giudice civile, e quindi non soltanto quindi gli ordini di protezione, ma anche la valutazione di tutte quelle sfaccettature che comporta la relazione genitoriale, per cogliere se quello che viene detto nel momento del primo incontro ha un fondamento di verità, cioè se quelle allegazioni possono poi meritare un approfondimento che poi valuteremo. Allora, l'ha già citato l'avvocato Rifiorati, anche il CSM ha preso contezza di questa necessità, e quindi abbiamo questa risoluzione che vi invito ad andare a leggere, ma non me ne vorrei approfondire, perché che cosa dice sostanzialmente?
sottolinea una grossa mancanza, quella del coordinamento. Abbiamo detto, no, normalmente inizia un giudizio civile, sempre, quasi sempre accompagnato da un giudizio penale, spesso accompagnato da un giudizio minorile, perché se la violenza è stata grave e quindi ha allertato, diciamo, il centro al quale la donna si è rivolta, il centro pubblico, io intendo principalmente il pronto soccorso, gli operatori sono obbligati in qualche modo a segnalare l'evento, e questo evento finisce sul tavolo del pubblico ministero minorile, che quindi fa partire d'ufficio il procedimento minorile. Quindi noi a volte ci troviamo con tutte queste diciamo, strade contemporaneamente aperte, e quindi è necessario che vi sia un coordinamento affinché una parte conosca quello che sta facendo l'altra. Adesso qui faccio parte, come è stato detto, della Commissione Femminicidio come esperta. E allora è stato detto anche che c'è mancanza di numeri. Appena iniziata nell'attività della Commissione, la Commissione si muoveva sulla base di alcune segnalazioni, cioè soprattutto di quelle madri che, affermando di essere vittime di violenza, avevano visto allontanare da loro i figli, avevano scritto lettere, petizioni, si erano rivolte alla Commissione per avere aiuto. Quindi nel momento in cui abbiamo iniziato a lavorare anche come esperte specializzate, ovviamente la proposta della parte politica era quella di analizzare questi casi. Da tecnica mi sono sottratta rispetto a questo tipo di analisi, perché il caso puntuale secondo me è nella divisione dei poteri, compito del giudice analizzarlo, salvo alcune precisazioni che sono nei poteri propri della Commissione Femminicidio. Ma soprattutto la mia osservazione è stata che quello che poteva diciamo emergere dall'analisi di casi segnalati non sarebbe stata una fotografia reale della situazione italiana. Da questo è nata una esigenza di analizzare con un campione estratto scientificamente, quindi da tecnici dell'Istat, un numero di procedimenti da analizzare sia nel Tribunale per i minorenni sia nel Tribunale ordinario, per valutare come veniva trattata la violenza. Ovviamente il campione, siccome non c'è una selezione a monte, non è fatto sui casi che presentano violenza, il campione è a tappeto, quindi che so, per il Tribunale di Milano sono stati selezionati 120 procedimenti. Questo ha imposto a noi collaboratori, a noi esperti, di andare a analizzare questi fascicoli per vedere all'interno degli stessi in quali vi erano allegazioni di violenza, e poi nel momento in cui si rilevava un'allegazione di violenza, qual era stato il comportamento del giudice, degli avvocati, di tutti gli operatori. Allora, vi devo dire che i risultati, io in parte me li aspettavo, però hanno confermato quello che ci stiamo dicendo, cioè che la violenza è così minimizzata che è enorme il numero di procedimenti nei quali gli stessi avvocati che allegano violenze anche molto gravi terminano con la richiesta di affidamento condiviso. E vi dirò di più, siccome noi stiamo studiando tutto il fascicolo, ma questo è un dato che io potrei riportarmi dalla mia numerosa esperienza, perché dopo circa 8 anni e qualcosa in più al Tribunale di Roma, vi posso dire che di presenziali ne ho fatte molte, anche di prime udienze di volontaria. Anche le donne, leggendo la verbalizzazione delle udienze presenziali, sono ferme nel dire: è vero, mi picchiava, ma per carità, è un ottimo padre, non togliamolo ai figli. Quindi vi voglio dire che questo è qualcosa che veramente, qualcosa su cui dobbiamo agire tutti noi, facendo capire che il disvalore è elevato, ma non perché lo pensa la signora o lo pensa il giudice, ma perché i danni che si producono sui figli sono enormi. Perché se l'ordinamento non reagisce a questo tipo di atteggiamento, i figli penseranno che la violenza è tollerata, ma non solo dalla loro mamma, anche da tutti gli operatori che ruotano intorno a questa famiglia. Quindi vedi, la ricerca ovviamente è in corso, perché purtroppo la pandemia ci ha bloccato, perché ovviamente in parte gli atti sono arrivati al Senato, in parte siamo dovuti andarli a reperire nei vari tribunali, soprattutto in quelli minorili che immaginate non sono computerizzati, non sono telematizzati, e quindi abbiamo dovuto fare proprio l'accesso in loco, e con la pandemia insomma è molto dura. Stiamo affannosamente cercando di concludere, ma credo che, non so darvi i tempi, ma credo in 2 o 3 mesi sarà conclusa questa ricerca, che poi verrà trasfusa in una relazione e verrà ovviamente diffusa come relazione finale della Commissione Femminicidio. Allora,
Cominciamo appunto, il codice rosso ne avete parlato, e che cosa tenta di fare il codice rosso? Questa comunicazione, ma è una comunicazione fra giudice penale e giudice civile, cioè la trasmissione degli atti che emergono da un procedimento penale nel giudizio civile. Ma abbiamo detto, normalmente quel giudizio penale è agli albori, cioè è difficilissimo che sia giunta già una decisione. Per carità, può accadere, ma è la minoranza dei nostri casi, e possiamo dirlo, sono i casi più facili, perché nei casi più difficili, dove la violenza è strisciante, appunto è psicologica, economica, è sottile, non abbiamo questo, non arriveremo mai a un codice rosso. Al codice rosso che giunge sul tavolo del giudice civile ci arriviamo quando i casi sono difficili, cioè sono facilissimi come accertamento, e sono violenze elevatissime, cioè che forse abbiamo rischiato veramente un ennesimo femminicidio. Ma tutto il resto, che secondo me è quello su cui bisogna agire per stroncarla alla radice, la violenza, non emerge attraverso il codice rosso. E quindi che cosa bisogna fare prima di tutto? Quello che vi dicevo all'inizio: riprendersi tutti il nostro ruolo. Ognuno di noi deve riprendere il ruolo, in primo luogo i giudici, perché il giudice civile deve accertare la violenza domestica, anche ricorrendo ai poteri ufficiosi, perché, come vi dicevo, proprio l'essenza di avvocati specializzati in questa materia fa sì di vedere quello che vi ho detto, cioè affidamenti condivisi in presenza anche di ordini di allontanamento. Guardate, vi dico che qui non di violenze allegate, ma anche in presenza di ordini di allontanamento emessi. Ho trovato, a parte che li ho incontrati nella mia vita professionale, ma ho trovato adesso nei vari procedimenti che stiamo analizzando, sono circa 1100 nei procedimenti civili e qualcosa in più nei procedimenti minorili, quindi è un numero abbastanza congruo. L'anno di riferimento è il 2017 e quindi cominciano ad essere numeri importanti. Questo lo ho notato. Allora, parlando dei poteri del giudice, mi pongo dalla parte del giudice, perché se ho un avvocato attivo, il problema a gran parte me lo risolve l'avvocato, che mi farà delle istanze, mi sottoporrà delle richieste, e io vi auguro, vi stimolo, visto che qui abbiamo sicuramente un uditorio recettivo e quindi giudici, cioè avvocati specializzati, comunque vi stimolo ad avere sempre un atteggiamento da legale attivo, perché altrimenti il giudice ufficioso bisogna incrociarlo, perché a sua volta deve essere un giudice specializzato, deve essere un giudice che ha fatto una riflessione su questo tema, deve essere un giudice che si è liberato di tutti quegli stereotipi, e vi assicuro che per liberarsene ci vogliono anni di attività giudiziaria. Quindi la materia, quindi partendo dall'idea che è un diritto indisponibile, il giudice ha i suoi poteri, e quindi proprio alla ricerca di questi interesse del minore possiamo derogare sia all'onere della prova che normalmente graverebbe sulla parte, sia alla stessa domanda. Io nella mia attività giudiziaria proprio a Roma abbiamo, perché sono tutti provvedimenti collegiali, pronunciato degli affidamenti esclusivi laddove la mamma ci chiedeva l'affidamento condiviso. Perché? Perché appunto c'era una gravissima violenza, in quel caso specifico anche accertata dal giudice penale. Poi il potere, scusate che c'ho qui, ecco. Allora, quindi i poteri ufficiosi vi ho riportato nelle slide che troverete, quindi non mi tutti i riferimenti anche della Corte Costituzionale addirittura, e sicuramente della Cassazione, che li legittimano. Poi le conoscete a menadito le norme di riferimento, quindi non avete bisogno di avere questi riferimenti, e quindi voglio andare avanti su questi aspetti. Scusate, perché non mi va avanti? Non capisco perché non va avanti. Vabbè, tanto ecco, perfetto, sì. Il sondaggio. E quindi allora tutti i fondamenti normativi che si anche sostanziano in questa frase, no? Che il giudice è legittimato ad adottare ogni provvedimento relativo alla prole. Quindi, quali sono andiamo avanti, quindi, quali sono questi poteri ufficiosi? Allora, come esercitarli prima di tutto? Ovviamente deve essere sempre rispettato il principio del contraddittorio e il diritto di difesa, perché ovviamente neanche questa materia legittima la cosiddetta terza via, cioè il giudice non potrà mai adottare dei provvedimenti senza aver reso edotte le parti che sta per adottarli e senza aver aperto il contraddittorio su questi punti, perché quel tipo di sentenza sarebbe affetta da radicali nullità.
E quindi il contenuto dei poteri ufficiosi. Quindi qual è, come dicevo, il problema? Che il giudice si trova di fronte due persone in cui una persona afferma di essere stata colpita da violenza e l'altra nega strenuamente. Ed è una negazione così profonda perché, come vi dicevo, è radicata nella convinzione di aver fatto il proprio dovere di genitore, di marito, avendo anche un atteggiamento che al limite possono affermare di essere un po' fermo, normativo, ma il massimo della come posso dire, affermazione di responsabilità che almeno al primo contatto col giudice viene da parte del genitore violento, dell'uomo violento. E allora, come si può muovere il giudice? E a questo punto forse si deve leggermente differenziare fra i procedimenti camerali, quindi anche l'udienza presidenziale, e la parte istruttoria, quindi l'istruttoria davanti al giudice istruttore, dove appunto sono un pochino diversi, come sapete, gli ambiti dei poteri. Allora, nei procedimenti camerali, sostanzialmente, posso dire carta bianca, nel senso che è la stessa norma che dà il potere al giudice di assumere informazioni. È pacifico che non c'è nessun problema circa tipicità o tipicità delle prove. E quindi il giudice che cosa deve fare? Può fare tutto, può assumere informazioni dalle parti e dai terzi, può procedere con ispezioni, può richiedere la PIA ai documenti, dove appunto sono per esempio i documenti amministrativi che sono per esempio i referti di pronto soccorso se non sono stati prodotti, e può anche disporre, come sapete, le indagini dei servizi. Però nella fase contenziosa le opinioni si dividono, perché io ritengo che in questa materia, anche nella fase contenziosa, il giudice abbia gli stessi identici poteri, e poi ne vedete anche, faccio anche riferimento al 281 ter, che permette anche al giudice istruttore di disporre d'ufficio una prova testimoniale. Si può dire che questa norma è scritta per la fase monocratica, per un giudizio monocratico e questo è un giudizio collegiale, ma scusate, non posso immaginare che un potere attribuito al giudice monocratico non lo sia dato anche al collegio. E anche sul mio punto è stata sollevata una questione di costituzionalità che è stata dichiarata inammissibile, ma comunque io non avrei dubbi poi in questa materia. Ma soprattutto, ma ripeto, io non avrei poi problemi. Perché? Perché da quando esiste il nuovo 38 e quindi esiste la possibilità che i procedimenti di potestate vengano innestati all'interno dei procedimenti di famiglia, allora anche se stiamo nel corso dell'istruttoria, se come io uso dire saltiamo in un depotestate, e per saltare il depotestate può essere determinante sia il ruolo dell'avvocato, che una domanda in questo senso può farla anche in corso di causa, sia il ruolo del giudice, che può sollecitare una riflessione in questo senso, per esempio anche con una nomina di un curatore speciale, perché appunto può ravvisare la necessità di far assurgere a parte il minore, se appunto è in questa situazione di esposizione a forte violenza. Allora, perché le violenze possono accadere anche nel corso del giudizio, a me me ne sono capitate moltissime. Allora, quindi questo, facendo saltare il procedimento anche in fase istruttoria nell'ambito dei depotestati o delle responsabilitate, se vi piace di più, riapre quei poteri ufficiosi pieni che sono proprio della volontaria giurisdizione e che sono contenuti e indicati con riferimenti dell'articolo 336. Allora, come si muove il giudice? Un giudice specializzato ha una fonte inesauribile di informazioni che è l'interrogatorio libero delle parti in sede di udienza presidenziale, dove io vi potrei raccontare esperienze al limite della impossibilità umana, nel senso di persone che mi hanno raccontato, senza che gli avvocati avessero scritto niente, ma anche gli avvocati destabilizzati da questo, racconti veramente fuori dalla mente umana, perché una ragazza molto giovane di 30 anni della zona suburbana di Roma, la parte di Ostia, insomma mi raccontava con naturalezza che questo compagno, perché non erano sposati, un giorno, siccome era geloso alla uscita di una discoteca, l'aveva presa, buttata per terra, trascinata per i capelli. Allora io, sentendo cose così forti, neanche evocate negli atti introduttivi, ho pensato che la signora stesse esagerando. Quindi mi rivolgo al signore presente, al ragazzo presente, e dico: ma è vero quello che dice? Risposta: sicuramente. Si era comportata come una, potete immaginare, e questo era quello che io dovevo fare. Per dirvi che tutto questo, con gli avvocati che trasecolavano sulla sedia, tutto questo per loro era talmente normale da non essere un problema nel mio procedimento. Comunque,
Poi, quindi, perché diventa una miniera d'oro l'interrogatorio libero? Perché dall'interrogatorio libero un giudice specializzato può trarre delle informazioni. Per esempio, se queste liti ricorrenti, questi insulti reiterati accadevano in contesti collettivi, quindi anche, interventi dei vicini di casa, parenti che hanno sentito, amici che erano presenti in quel contesto. E allora può chiamare come informatori queste persone per avere già un minimo di riscontro di quello che si sta dicendo. Abbiamo il delicatissimo aspetto dell'ascolto dei minori e delle dichiarazioni rese dai figli maggiorenni. Perché? Perché anche lì possono venire delle informazioni importanti, con tutta la delicatezza del caso, nell'ipotesi in cui non siano così univoche e non siano così, così determinanti. Io comunque lo utilizzo. Nel momento in cui i minori, durante l'ascolto, mi affermano degli agiti di violenza da parte del padre, io utilizzo questo spunto che per me diventa come un elemento di quel quadro probatorio che sto cercando di costruire, ma un elemento importante. Ovviamente è più facile quando queste dichiarazioni mi vengono rese dai figli maggiorenni, che anche sui figli maggiorenni, sapete, c'è un grande dibattito sul loro trattamento processuale. Personalmente non li considero testi, non permetto che loro siano assunti come testi perché a mio avviso hanno comunque un interesse nella causa e che per molti aspetti sono parificati ai minori, ma le scuole di pensiero sono divergenti. Ma comunque le loro dichiarazioni mi arrivino anche come forma di, io non lo chiamo ascolto per distinguerlo da quello dei minori, ma di audizione, le utilizzo nel caso in cui appunto mi riferiscono degli agiti di violenza. Poi abbiamo il grosso tema delle prove atipiche e illecite, e poi ne approfondiremo. I referti di pronto soccorso, le risultanze delle indagini penali, ove estensibili, e quindi io uso moltissimo, per esempio, i verbali di sommaria informazione. Mi viene detto, ma il verbale di sommaria informazione non si è formato nel contraddittorio. Benissimo, se la parte ha qualcosa da ridire, ma deve essere una contestazione puntuale, non avrò difficoltà a evocarmi quel soggetto come terzo o come informatore a seconda del contesto processuale in cui ci troviamo e lo sentiremo nel contraddittorio, ma non deve essere qualcosa a quel punto di tra virgolette esplorativo, cioè avendo quella sommaria informazione che per me la parte rende assumendo la responsabilità, perché voi sapete che c'è reato di false dichiarazioni anche nelle fasi delle indagini, no? E quindi ho bisogno di una contestazione puntuale. E ovviamente tutto è più facile quando ho già avanzato il procedimento penale e mi acquisisco le testimonianze. Io queste acquisizioni le faccio d'ufficio. Se avessi avvocati collaborativi, in alcuni casi ce li ho perché ce li ho specializzati, è tutto più facile, ovvio, perché per l'avvocato, per il giudice muoversi d'ufficio è un peso enorme. Quindi, ma nel momento in cui mi trovo in un imbuto, perché vi ripeto, spesso le donne vittime di violenza sono di una fragilità inaudita, quindi vanno veramente protette. Quando qualcuno, anche nei confronti della scuola di specializzazione, mi dice che questo mio iperinterventismo è uno squilibrare l'equilibrio delle parti, mi arrabbio moltissimo, perché io ritengo che i poteri ufficiosi siano riconosciuti dal legislatore al giudice là dove c'è da riequilibrare parti deboli. E noi siamo tutti d'accordo nel dire che parte debole è il consumatore, che quindi il giudice può avere dei poteri d'ufficio per la tutela del consumatore e io non dovrei dire che parte debole è una persona o un minore vittima di violenza e quindi non dare quei poteri ufficiosi che il legislatore mi ha dato proprio per mettere in equilibrio delle due parti che si sa essere in disequilibrio. Allora, le prove atipiche sono tutte quelle non specializzate, fra l'altro appunto prove atipiche sono sicuramente anche le prove assunte e acquisite da un processo penale, ma su quello non ci sono grossi problemi. E quindi atti da indagini preliminari, le sentenze di patteggiamento, le CTU svolte nel giudizio penale, gli SMS e qui già la questione si complica, perché queste possono essere o prove atipiche o prove illecite, perché sono prove atipiche sicuramente, ma in alcuni casi sono anche prove illecite, perché possono essere state acquisite senza il consenso della controparte. Allora, tutto io prendo, con l'unico limite che non posso, attraverso questi meccanismi di prova tipica, superare le garanzie presidiate per il contraddittorio. Immaginiamo le dichiarazioni rese da testi al di fuori di contesti giudiziari. Questo per me non è accettabile. C'è una persona che mi fa arrivare una dichiarazione, un affidavit, come volete chiamarlo voi, quello io ho bisogno, però mi può essere utile, perché poi io quella persona posso poi chiamarla, ma quella dichiarazione me la deve rendere con un'assunzione di responsabilità, un'assunzione di responsabilità in contraddittorio. Allora, quali abbiamo
qual è il problema appunto? In realtà, come abbiamo detto, spesso le prove tipiche possono essere in realtà nello stesso tempo prove illecite, perché appunto possono essere state carpite senza il consenso dell'interessato. E quindi ci avviamo diciamo, al grandissimo tema dell'impatto di diritti fondamentali, perché da una parte abbiamo appunto il diritto di tutelare la difesa di queste parti deboli, d'altra parte abbiamo il diritto di tutelare la corrispondenza, l'inviolabilità del domicilio, l'inviolabilità delle comunicazioni, che sono tutti diritti di rango costituzionale. Allora, ci sono scuole di pensiero. Quindi io darò la mia risposta, perché io dico non bisogna mai essere ambigui nelle posizioni, però è una mia risposta e vi rappresento che ce ne sono ben 3 di risposte. C'è chi afferma che il diritto di difesa consentirebbe la produzione e l'acquisizione anche di tutti questi documenti illecitamente acquisiti, senza nessuna eccezione. Chi afferma invece che i documenti legittimamente acquisiti sarebbero al pari di quanto accade nel processo penale sempre inutilizzabili. E c'è chi invece parla di un bilanciamento di interessi, da valutare caso per caso, mettendo sulla bilancia l'interesse che si intende proteggere, quindi con quella difesa, e l'interesse che è stato violato con quella appunto acquisizione di prove illecite. Allora, se volete ve le espongo, ma comunque poi le potete trovare nelle slide. Ci sono ragioni per l'una o per l'altra scelta, quindi motivi a fondamento dell'uno o dell'altra ci sono, perché la scelta A, quella dell'acquisizione, si fonda sulla mancanza di un espresso divieto, come invece c'è nel codice penale, il codice di procedura penale, e poi al contrario di una norma quale il 115 che dice al giudice di valutare tutte le prove prodotte dalle parti. E quindi invece e su questo vi riporto anche delle cassazioni, e vi rappresento che questo è l'orientamento abbastanza prevalente anche nel merito. Forse questo è quello del bilanciamento. Poi però ci sono degli orientamenti, qui è tutta la dottrina, che invece parlano dell'impossibilità di utilizzare una prova illecita. E allora troviamo, ahimè, anche una Cassazione, proprio in tema di affidamento e di separazione, che appunto afferma che una prova illecita, in quel caso mi pare che fosse una ripresa, non poteva, carpita appunto senza il consenso dell'interessato, non può essere utilizzata per la decisione. E poi abbiamo quella che è invece e quali sono le ragioni, appunto, che tutti questi diritti fondamentali, come appunto il domicilio, come appunto la libertà della corrispondenza o delle comunicazioni, sono di rango costituzionale e ci sono dei meccanismi molto molto formali per poter violare questi diritti e essere scriminati. E quindi l'acquisizione di prove illecite senza aver utilizzato queste regole sarebbe una violazione indiretta della stessa Costituzione, e quindi per questo, anche in mancanza di un'espressa sanzione nel codice di procedura civile, non si potrebbe accedere alle prove illecite. Però in realtà, sì, e va bene questo qui. In realtà io appartengo alla terza scelta, cioè io faccio riferimento al bilanciamento di interessi. Nel momento in cui io devo scegliere se acquisire o meno una prova, devo bilanciare, e qui cito le sentenze che, anche se in temi diversi, hanno parlato di questa gerarchia mobile che a me piace molto, cioè il bilanciamento di interessi tra quello che si sta cercando con la difesa oltre, e che quindi sconfina in una prova illecita, e appunto il diritto fondamentale che con quella prova illecita è stato violato. Allora, perché è una gerarchia mobile? Perché per esempio se la caliamo nell'ambito del diritto di famiglia, gli potrei dire che personalmente non avrei dubbi a utilizzare una prova illecita per provare una violenza, perché per esempio se ho una registrazione da una telecamera da cui si vede che questo genitore picchia il bambino, ma perché non dovrei acquisirla nel giudizio civile? La devo acquisire, perché diciamo, il bilanciamento di interessi, anche se me la porta la madre, che quindi non essendo presente a quell'evento non avrebbe il diritto di riprenderla, ma perché, cioè, è veramente, farei a mio avviso veramente un danno inenarrabile se non acquisissi quel documento e quella registrazione. E poi vi do anche tutti gli elementi, e quindi a proposito di gerarchia mobile, io appunto distingo, per esempio, se dobbiamo trovare un addebito tout court per infedeltà, potrei essere più fredda sull'acquisizione.
perché quello non è un diritto così alto. Se invece dobbiamo andare a provare una violenza nella famiglia che come posso dire, incide anche sui minori, non avrei nessun dubbio. E comunque questo, vi ho fatto tutta una ricognizione anche della giurisprudenza, delle varie tipologie, no? Messaggi di posta elettronica, chi li ha messi, ovviamente io porto l'acqua al mio mulino e quindi tendo a citare la giurisprudenza che ha ammesso queste prove illecite. E per esempio ho citato anche un mio provvedimento in cui queste riprese video eseguite senza il consenso dell'interessato tendevano ad accertare che questo padre andava a trovare la bambina nella casa della mamma e si chiudeva in bagno a sniffare. Quindi adesso che io non acquisisca questa prova mi impedisce di avere delle informazioni fondamentali sulle capacità genitoriali. Dice si possono fare accertamenti. Sì, ma io devo decidere ora e adesso. L'accertamento mi verrà dopo, che so, 20 giorni, 3 mesi, 2 mesi. In questo tempo può succedere di tutto se il padre è seriamente esposto all'uso di sostanze. Allora, raccolto tutti questi elementi, è come un puzzle, no? Tutti questi elementi alla fine possono giungere a formare la prova, perché abbiamo sempre il 2729 che ci parla appunto delle presunzioni, che quindi gli elementi gravi, precisi e concordanti ci danno una prova. Quindi qual è questo puzzle normalmente per me? Se ci sono violenze fisiche è facilissimo, il puzzle si costruisce con i referti di pronto soccorso, i possibili riscontri diciamo di vicini di casa che mi dicono di aver visto la signora prostrata, piangente uscire di casa, le dichiarazioni dei bambini che possono aver detto che il padre urlava ed era molto aggressivo. Quindi questo mi può far giungere a provare un quadro di violenza. Allora, questo anche perché un'altra cosa va specificata, che può essere perché il codice rosso può essere un grande vantaggio, ma può essere anche un grande boomerang, perché si può arrivare a dire: "Non ho avuto la condanna penale, quindi non sono violento". No, l'accertamento civile è un'altra cosa da quello penale, perché io potrei non essere riuscita a provare una reiterazione della violenza, una gravità della violenza, quando il capo di imputazione era quello e quindi il giudice è costretto a non condannare perché non c'è corrispondenza fra il fatto provato e la condotta emersa. Ma al giudice civile basta molto meno di quello che invece serve a un giudice penale. Quindi attenzione a questo, ripeto, possibile boomerang del codice rosso. Quindi il giudice deve comunque fare, cioè, se gli vengono dal penale, grazie, è facile, ma anche se dal penale dovessero venire delle indicazioni non univoche, questo non esime al giudice civile da fare il suo accertamento. Cosa che questa è qualcosa su cui bisogna agire profondamente sulla mentalità dei miei colleghi, che invece tendono a dire: vabbè, c'è una soluzione nel penale, abbiamo chiuso. Non è così. Allora, ne avete parlato, quindi correrò sul coordinamento. Il coordinamento, le linee guida della scuola della magistratura che sono state elaborate un po' facendo il punto di tutti i protocolli, quello a cui sono molto affezionata perché ho partecipato alla sua redazione è quello romano, che sostanzialmente il perno di tutto questo ragionamento è il PM. Perché il PM è quello che ha notizie da tutti i fronti, no? Può acquisire notizie del PM minorile, può acquisire notizie e ha le notizie del procedimento penale e ha le notizie del procedimento civile, quindi sarebbe il perno. Il problema è che non tutti i PM sono sensibili rispetto a questo tema. Io ho cercato di sensibilizzarli disponendone la comparizione, ovvero il deposito di note ai sensi dell'articolo 72 del codice di procedura civile, che prevede che quando il pubblico ministero è interveniente ha tutti i poteri che potrebbero avere le parti, nel senso che può produrre documenti e può produrre anche note. Quindi questo compromesso su Roma mi ha evitato veramente di essere come posso dire, lapidata dai miei colleghi PM, nel momento in cui io rappresentavo la necessità della loro presenza. E su Roma eravamo riusciti a fare questo compromesso. Allora, come vi dicevo, questo ne avete approfondito e quindi tiro via.
perché appunto molto importante sarebbero anche gli scambi di informazioni con l'accesso con gli accessi ai sistemi informatici, che però purtroppo non sono dati, perché siccome i tribunali per i minorenni non sono informatizzati, non è facilissimo avere queste informazioni. Alcuni tribunali sui singoli distretti l'hanno fatto, per esempio Genova, per esempio forse anche qualcosa in Sardegna. Roma sta tentando da molti anni e non c'è riuscita. Io adesso sto provando su Terni, ma ancora non siamo riusciti. Come vi dicevo, è fondamentale il ruolo del difensore, perché il difensore può tirare fuori dall'imbarazzo il giudice da dover esercitare quei poteri d'ufficio quando appunto stimola e sollecita l'acquisizione anche di quello che non ha. Però da anche dire c'è questo procedimento penale, perché se c'è il procedimento penale io posso fare una richiesta al pubblico ministero di depositare gli atti del procedimento penale ancora non giunti alla disclosure, ove ostensibili, e quindi il pubblico ministero o può fare una scelta appunto di rendere visibili quegli atti, quindi di accelerare, no, le sue indagini, ovvero può depositarmi una nota con cui accompagnare, da accompagnare con quello che ritiene ostensibile senza che le indagini vengano pregiudicate. Perché qui la segretezza è relativa, perché la segretezza in questo tipo di indagini, cioè le indagini hanno senso nella segretezza, laddove si deve per esempio individuare, che so, un atteggiamento, una violenza sessuale del figlio nei confronti del padre nei confronti del figlio, no? E allora c'è forse bisogno di un pochino più di segretezza per capire come stanno andando le cose. Ma nella violenza è la stessa donna che ha fatto la denuncia, quindi di segretezza non ce n'è un gran bisogno. Ruolo della CTU, aspetto delicatissimo. Questo è veramente il vulnus di tutto questo nostro discorso. A mio avviso non è tanto, non posso parlare di abuso, perché le CTU anche in questo studio che stiamo facendo non sono tante. Il fatto è che sono mal date, perché il fatto di voler rimettere al CTU accertamenti che non gli competono droga l'esito della CTU. Mi spiego meglio. Sapete meglio di me che il CTU non ha il compito di verificare i fatti, perché quel compito spetta al giudice. Se un CTU esorbita da questo, ha fatto una CTU, nulla, non la possiamo considerare. Quindi il CTU non potrà mai dire c'è stata violenza, perché non lo può fare. Quindi qual è il problema mio e dei miei colleghi? Che noi ci troviamo nell'ansia di dover dare una soluzione a questa famiglia disfunzionale, quindi nel nominare un CTU, ma il CTU ha le mani legate rispetto alla violenza e quindi non ha nulla da dare in questo elemento. Qual è la soluzione? C'è una soluzione. Posticipare la nomina del CTU. Cioè il giudice prima dovrebbe chiarirsi le sue idee, cioè il giudice prima dovrebbe, in presenza di allegazioni di violenza domestica, compiere tutti quegli accertamenti che vi ho detto, anche d'ufficio, anche all'udienza preliminare, scusate, all'udienza presidenziale. E poi, nel momento in cui ha acquisito questi elementi, deve avere il coraggio di indicare nel quesito la domanda. Cioè, rilevato che vi sono indici di violenza, accerti il CTU se il minore abbia, come posso dire, delle evidenze di esposizione a violenza. Perché così noi tiriamo fuori il CTU dalla sua difficoltà e abbiamo più purezza in quell'accertamento di relazioni che abbiamo demandato al consulente. Non accade così, viene data la CTU al buio, quindi troviamo questo, diciamo, ci troviamo in questo cortocircuito che è peggio del circolo della violenza, del ciclo della violenza. Cioè abbiamo il consulente che non ha elementi per dire se c'è stata violenza o meno, se non le affermazioni delle parti. Abbiamo quindi il consulente che fa la valutazione sulle condotte, no? E ci diceva la dottoressa Soavi che spesso, dal punto di vista della tenuta psicologica, l'uomo violento può venire fuori molto meglio della donna vittima di violenza. E questo fa sì che il risultato della consulenza può essere drogato. Perché? Perché è la premessa che è errata. Quindi non è, io rispetto anche a ai tecnici con cui condivido il tavolo della Commissione Femminicidio, non sono, io dico, noi abbiamo bisogno del CTU, che molti di loro, soprattutto che sono le avvocate che seguono i centri di violenza, dicono mai più la CTU, dicono no, io ho bisogno del CTU, perché se c'è qualcosa di recuperabile, soltanto il CTU me lo potrà dire, io non posso, non ce la faccio da giudice, ma il problema è che noi giudici e noi avvocati
voi avvocati pretendere, noi giudici fare prima un minimo accertamento dei fatti per farci un'idea se quella allegazione ha un fondamento di verità. E quindi trasfonderla esplicitamente nel quesito del CTU, in modo che il CTU ci possa dare appunto la sua opinione tecnica, ma su un fatto che in qualche modo noi abbiamo delineato come giudici e come avvocati, d'accordo? Allora, quindi l'accertamento quindi anche perché poi è fondamentale, oltre per evitare l'esito drogato, l'accertamento preliminare è fondamentale per evitare la vittimizzazione secondaria, perché altrimenti noi costringiamo questa donna vittima di violenza a stare allo stesso tavolo per giorni e giorni, per colloqui con il suo carnefice, e non è la dinamica vittima-carnefice da cui la professoressa ci invitava ad uscire per definirli, no? E anche costringiamo un bambino, come diceva la dottoressa, a vedere un padre che casomai non vuole vedere perché lo terrorizza. Quindi noi dobbiamo fare un po' di chiarezza, perché fatta questa chiarezza diremo al CTU di prendere quelle misure che con la sua tecnica saprà prendere per fare l'accertamento o in maniera addirittura disgiunta, ovvero con incontri da remoto, tanto adesso le tecnologie ci aiutano, in modo da, come posso dire, stemperare questa, soprattutto tra gli adulti, la tensione che ci si può realizzare ad un incontro dell'ISU. Allora, le stesse considerazioni identiche possono e devono essere compiute con le indagini ai servizi, è la stessa cosa. Cioè anche i servizi non hanno poteri di accertamento, non devono andare a valutare i fatti. Anche ai servizi dovrebbe essere dato un mandato quando il giudice si è chiarita quella situazione, perché altrimenti il risultato verrà alterato, non sarà un risultato oggettivo, sarà un risultato sbagliato, e quindi noi avremo una decisione che poggia su delle premesse errate, perché se non partiamo dall'accertamento non avremo dei buoni risultati. Quindi, come decidere la disciplina dell'affidamento? Qui veramente una corsa, la sapete, tutto superfluo, lo sapete, siete tecnici, quindi appunto affidamento esclusivo, super esclusivo, e va bene. Qui io faccio appunto una riflessione su quello che è stato detto e appunto quanto è gli stereotipi e quanto incidono i dati culturali. Viene approvata, viene ratificata, scusate, quindi la Convenzione di Istanbul 2011, ratifica delle Convenzioni di Istanbul 2013. Quindi che io ben conoscevo per averne seguito, insomma, non vi sto a dire, ma insomma la conoscevo. Però io qualche volta la evocavo in camera di consiglio e mi veniva detto dai colleghi: ma veramente, però quella non mi pare una convenzione direttamente ai giudici, ma sembra più che altro che quella indicazione sia diretta al legislatore nazionale. E quindi sì, è vero che c'è stata una ratifica secca, ma forse dobbiamo in qualche modo attendere. Insomma, per anni non riuscivo, diciamo, a veicolare questo messaggio. A un certo punto mi decido e quindi trovo il collegio disponibile, dico: guardate, secondo me il 31 è direttamente applicabile, quindi lo vogliamo applicare? Sì, lo vogliamo applicare. Allora, prima di scrivere, mi premuro di fare, credo che fosse il 2016 o 2015-2016, non mi ricordo, forse il 2016, faccio una ricerca in merito, quindi vado tutte nelle banche dati, chiedo, noi siamo in delle chat di colleghi, chiedo alle chat dei giudici della famiglia chi avesse in qualche modo applicato la Convenzione di Istanbul. Silenzio. Cerco in tutte le banche dati, silenzio. E quindi dal 2013, data dell'approvazione, fino al 2016, per 3 anni noi avevamo una legge che nessuno ha applicato. Ma vi dirò di più, dopo il 2016, se voi fate una ricerca, non sono così numerose le sentenze in cui l'articolo 31 è stato applicato. Questo per dirvi che la resistenza culturale è così profonda che tutti dicono: beh, ma è certo che se c'è violenza ci saranno delle conseguenze, ma poi nessuno accerta questa violenza, nessuno fa valere le conseguenze, e a cominciare dagli avvocati a finire dai giudici. E c'è violenza? Sì, è un cattivo marito, ma è un cattivo partner, è un buon padre, e quindi possiamo anche andare per l'affidamento condiviso. Per me l'affidamento condiviso in presenza di fatti di violenza è una aberrazione, è qualcosa che non sta in piedi logicamente prima che giuridicamente, perché io che ho accertato che c'è chi ha subito un rapporto non paritario, chi è stato succube di una relazione appunto schiacciante, demolente, lo costringo a parlare
con il suo aguzzino per decidere la scuola, per decidere la palestra, per decidere il catechismo, per decidere gli orari di ripresa del bambino, chi lo va a prendere e chi non lo va a prendere. Per me questo non può reggere fino a quando noi non scardineremo questo meccanismo. Ma è chiaro che i violenti, perché io ho sempre detto che la violenza, se si vuole reprimere a livello culturale, la repressione passa dal civile e non dal penale. Perché al violento che un domani forse gli arriverà una condanna a 5 mesi con la condizionale, non gliene importa nulla, perché lui vuole esercitare la violenza in quella relazione. E quindi a quello che può premere a quell'uomo violento è il fatto di sapere che se viene fuori la violenza, lui sarà un genitore marchiato di disfunzionalità. Sarà un genitore che si vedrà, diciamo, a questo punto sì, in un rapporto di disparità dove la forza decisionale ce l'ha la donna fino allora vittima. Se noi non passiamo per questo, non affrontiamo questo nodo, dalla violenza domestica non si uscirà. Allora, va bene, questo lo sapete tutto. Ecco, mi interessa fare un cenno prima di chiudere perché vorrei lasciare le domande. Interessa la minore bigenitorialità. Attenzione perché la bigenitorialità sta diventando un totem. Io credo profondamente nella bigenitorialità. È stata un passaggio importante che io ho vissuto perché, ahimè, ero già da tempo, siccome l'età non mi assiste, ero già da tempo giudice nel momento in cui è stata approvata la legge sull'affidamento condiviso e quindi ho visto l'importante passaggio che anche questa legge ha consentito, cioè di padri completamente disinteressati che proprio deleganti su tutta la linea, sono diventati padri attivi, padri partecipi, padri presenti, splendidi padri che rivendicano anche il loro diritto ad esserlo, ma splendidi padri. Se un padre è violento non è uno splendido padre. E quindi, appunto, la Convenzione di Istanbul, che vi ho riportato in tutte le sue declinazioni, la violenza psicologica, gli atti persecutori, la violenza fisica, vabbè, quella sessuale è quasi scontata, però ci guida in cosa non deve essere fatto. Cioè, nel momento in cui viene accertata una di queste tipologie di violenza, questo si riverbera sui diritti di visita e di custodia, che letto all'italiana, secondo me, questo è un automatico affidamento super esclusivo, per non dire di peggio. Quindi automaticamente il super esclusivo, per non arrivare nei casi più gravi a una decadenza, a una sospensione, quello che volete. Ma anche io vorrei che culturalmente si arrivasse al concetto che, come la Cassazione ha detto che uno schiaffo può essere causa di addebito della separazione, si dovrebbe arrivare al concetto che uno schiaffo può essere causa di un affidamento super esclusivo, perché bisogna, come posso dire, superare proprio la logica dell'agito violento nelle relazioni familiari. Quindi, ripeto, voi la troverete questa, se ve ne fate, googolate schiaffo a debito su Italgiure Web, viene fuori la sentenza della Cassazione che dice anche una violenza fisica minima, anche una minima, è una grave violazione dei doveri coniugali e allora di quelli genitoriali? No? Quindi, appunto, anche appunto questo l'ha detto, non mi dilungo perché questo l'ha detto meglio, molto meglio di me la dottoressa Soavi, e quindi questo su tutta come posso dire, la parità, ecco, qui vi ho riportato una di quelle appunto prime riflessioni, questa è del 2018, dove proprio, troverete questo decreto in cui abbiamo affermato che la violenza assistita equivale a violenza diretta sul minore, senza se e senza ma, come la scienza psicologica ti dice da tempo, ma non lo dicono le nostre sentenze. Adesso piano piano, vi assicuro, il percorso è lungo, ma io vedo grandi passi, perché vedo una consapevolezza che non dico 10 anni fa, ma anche 5 anni fa non vedevo. E quindi è importante che si faccia tutto questo, che si ragioni su questo. Però bisogna ribadirlo, e noi tutti e voi avvocati, perché anche voi avvocati incrociate giudici non specializzati, che questo potrebbero non saperlo, perché non hanno mai fatto il giudice della famiglia. Quindi se poi incrociamo un giudice non specializzato, un avvocato non specializzato, andata, cioè quella causa è persa. Ma come posso dire, nella relazione fra giudici e avvocati, uno dei due spero sarà competente, e quindi questa osmosi forse può dare un risultato positivo. Allora, ecco, violenza economica, un altro grande questione, perché per me violenza economica non è la difficoltà economica del padre che non paga l'assegno, che anche finisce nel 570, quando questo padre è disoccupato, ce l'ha messa tutta,
insomma ci ha avuto le sue difficoltà, cioè siamo in un momento, io dico sempre ai padri disoccupati che non vogliono che io imponga loro l'assegno, dico ma la signora che ce l'ha in casa il bambino, da mangiare gli dà tutti i giorni, anche se non lavora, anche se è disoccupata, quindi come si è diciamo impegnata la signora per accudirlo materialmente, si deve impegnare lei per contribuire. E però capisco la difficoltà. Qual è per me, e vi ho riportato un pezzo, non sono autocelebrativa, guardate, non lo sono, è che non c'è, cioè che quindi queste riflessioni sono pochissime, e quindi io posso soltanto attingere ai miei archivi. La violenza domestica, cioè la violenza economica, secondo me è quella di quei genitori che hanno e non danno. Caso tipico, che avete incontrato 1000 volte, il genitore che si spoglia di tutto, cioè il genitore artigiano, imprenditore che comincia a intestare la casa alla mamma, comincia a vendere l'azienda al cugino, comincia a intestare il conto corrente alla nuova convivente. Questa è violenza economica, a mio avviso. Cioè chi pur potendo, anzi non solo non dà quello che avrebbe, ma si spoglia di quello che ha per rendere anche impossibile per quella donna l'esecuzione forzata. E quindi questa è secondo me il nodo su cui va sviluppata la violenza economica, perché invece arrivare a parlare di violenza economica nei casi in cui il padre è in serie difficoltà perché è disoccupato, perché non ha perso tutto e vive casomai anche dai genitori, secondo me questo può essere eccessivamente, io non lo farei mai, insomma. Allora, devo dire che adesso non sono mai riuscita a provare una violenza puramente e solamente, ah no, violenza economica, l'ho anche, sapete in che casi? Nei casi in cui c'è un totale, c'è la prova di un totale controllo delle finanze nel corso del matrimonio, cioè donne che sono costrette a chiedere i soldi anche per acquistare, che posso dire, le ciabatte. Cioè, anche questo per me, io ho avuto un caso di questo genere, che era una famiglia, persone straniere, e questa signora, nonostante il marito avesse un lavoro regolare, era costretta ad andare a queste strutture caritatevoli per avere addirittura i pannolini dei bambini. Quindi anche questa è una forma di violenza. Certo, provarla non è facilissimo, però si può riuscire. La violenza psicologica io da sola non l'ho mai trovata. Non che non l'abbia registrata e non sia riuscita a intercettarla come posso dire, come percezione personale, però voi mi insegnate che il processo è fatto di regole, il processo è fatto di accertamenti e quindi io la violenza, diciamo, scusate, psicologica da sola non sono mai riuscita a trovarla. Ma vi posso anche garantire che è difficile che sia solissima. Cioè la violenza quantomeno, quella psicologica, si accompagna a ingiurie, si accompagna a torpiloquio, si accompagna a denigrazione e quindi questo si riesce a provare. Ma nei livelli molto alti socialmente, dove le persone quindi hanno una elevata intelligenza, potrebbe sfuggire, perché c'è una violenza psicologica che è fatta proprio di dinamiche appunto di superiorità, no? Quasi intellettuale, e quella io non sono riuscita a provarla. Vi auguro di farlo. Allora, qui voglio arrivare al tema e poi chiudo dell'alienazione genitoriale, perché l'abbiamo detto. Abbiamo detto che un genitore violento non è un buon genitore perché a mio avviso è disfunzionale perché l'educazione si fa con l'esempio e quindi picchiare, maltrattare, minacciare, questo per non arrivare a tutte le sofisticatezze che c'ha, di cui c'ha ottime, di cui c'ha illuminato la professoressa Soavi, ma proprio terra terra, chi picchia, chi maltratta, chi minaccia, chi offende non è un buon genitore e questo lo sanno tutti, non c'è bisogno né di un giudice né di uno psicologo per dirlo e quindi non si può, e qui veniamo al problema della passa. PAS. La Cassazione ci dice che non esiste, no? Cioè, allora qui perché vedete CEDU? Perché il giudice si trova in un imbuto. Si trova i casi in cui ha una donna che afferma di essere vittima di violenza, un uomo che nega, un bambino che non vuole vedere il padre. Il padre dice: il bambino non mi vuole vedere perché la madre lo manipola, perché la madre gli mette in testa che io sono violento e sono un cattivo genitore quando è falso. Questo è vero e falso? Non lo so, perché può essere vero o può essere falso, perché io nella mia vita professionale ho incontrato di tutto e forse la dottoressa Soavi mi può anche diciamo sostenere in questo, per cui non c'è una regola. E torniamo lì, c'è però l'accertamento.
Se il giudice accerta che ci sono violenze, allora il rifiuto del bambino a frequentare il padre sarà legittimo e quindi io non parto, non dico più che cosa scrivo, il padre non lo vede, perché anche noi come giudici, come avvocati dobbiamo uscire dall'ambiguità, perché se no finiamo in CEDU, perché gran parte di quelle sentenze della CEDU sono date dall'ambiguità, cioè da chi non ha accertato nulla, fa dei provvedimenti in cui dice il padre lo vedrà con incontri protetti, quel bambino poi a quegli incontri non ci vuole andare, nessuno lo trascina per i capelli per andarci e quindi il padre poi dopo 10 anni chiede i danni alla madre perché non ha visto il figlio e chiede i danni alla CEDU per lo Stato italiano perché non gliel'ha fatto vedere. Quindi ci vuole chiarezza, bisogna arrivare alla fine di un procedimento in cui si dice questo è un padre disfunzionale, non lo vede, fino a quando? Fino a quando lui padre non fa il percorso per recuperare la sua completa capacità genitoriale. Il percorso, come diceva la dottoressa Soavi, non può prescindere dall'affermazione di responsabilità, che non significa farsi condannare nel penale, ma significa dire d'accordo anche con le forme che l'avvocato troverà di far dire, perché non voglio che nessuno si come posso dire, si autocondanni, per carità, ma basta dire sì, forse sono troppo normativo, forse devo allineare il mio comportamento e quindi si può uscire, no, da questa impasse anche salvando tutti i ruoli, ma un lavoro in capo a chi ha questi problemi deve essere fatto prima di tutto da lui e così noi ci scampiamo anche la CEDU, perché la CEDU che tanto ci condanna quando noi facciamo quello che vi ho detto, no? Scriviamo che il bambino deve vedere il padre in incontri protetti, il bambino non ci va e quindi dopo X anni si dole di questa mancata attuazione del provvedimento, la stessa CEDU ha detto che appunto se le capacità genitoriali non sono sufficienti e bisogna tutelare l'equilibrio psicofisico del bambino, benissimo, non ci saranno incontri. E vi ho citato un caso con la Russia. Quindi abbiamo anche diciamo, la copertura, ma che è di buon senso. Quindi la gran parte delle nostre condanne derivano appunto posso dire, dall'ambiguità, dal desiderio appunto quasi di compromesso, no? A tutti i costi. Io sono una fautrice della mediazione, ma la mediazione va bene per il conflitto, non va bene per la violenza. E quindi la mediazione dove si può fare, ma se dobbiamo guardare appunto chi fa cosa, accertiamolo. Poi, quindi che volevo dirvi, appunto vi ho citato anche a proposito della PAS, vi ho citato, no, poi vi faccio qui cioè tutto quello che non bisogna fare lo trovate in questa sentenza della Cassazione, questa ordinanza della Cassazione che grida vendetta, la 9143 del 2020, dove è un bambino, conferma di un provvedimento della Corte d'Appello di Lecce, che intendiamoci, io che faccio questo lavoro, casomai era anche giusto. Quello che io contesto dalla lettura della sentenza, quindi nel merito io non voglio entrare perché non mi compete, come l'ho detto anche alla Commissione Femminicidio, il merito compete ai giudici del merito, io sono fermamente convinta di questo. Quello che non convince in queste ordinanze è la motivazione, perché casomai quella mamma sarà la più disfunzionale delle mamme e quindi hanno fatto bene a togliere il bambino, non lo so e non lo voglio sapere. Il problema è che che cosa dice? La madre ha subito violenze, quindi lo dice l'ordinanza, ridimensionate nella loro portata. Torniamo lì. Che vuol dire? Che uno schiaffo mi basta per l'addebito e una violenza ridimensionata, per quanto ridimensionata, non mi basta per considerare che questo padre non è un buon genitore? E quindi invece la madre, qual è la colpa? Non aver dato accesso al padre, al figlio, tra figlio e padre, insomma. È vero che il padre sembra avere problemi di personalità, però proprio per questo che facciamo? Togliamo la mamma, che la colpa è quella di allontanare il padre, ma è stata vittima di violenza. Il padre violento, per recuperarlo, lo mettiamo con il bambino in una struttura. Non funziona, cioè, ma non perché casomai la mamma, ripeto, sarà 1000 volte peggio del padre e quindi hanno fatto bene ad allontanare il padre, ma non mi puoi motivare in questo modo, perché è un nonsense. Perché se tu mi dici che quel padre ha agito violenza nei confronti della madre, che vuol dire pur di essere dimensionata? E poi mi chiudi il padre violento con il bambino dentro la struttura e tiri via la mamma? Cioè, al limite cerca di recuperare la mamma, la cui colpa mi pare molto più leggera rispetto alla colpa del padre, perché se ha subito violenza è anche un istinto protettivo quello di sottrarre il bambino a chi ha agito violenza, perché forse questa donna avrà paura che il padre può avere agiti violenti anche nei confronti del figlio, no? Quindi, ripeto, non mi interessa il merito, può darsi che la mamma sia la più disfunzionale delle madri e quindi il bambino andava a lei tolta, quello che ve la segnalo perché è quello che non deve essere fatto.
Allora, va bene, quindi sulla pasta ve l'ho già detto, vi anche ho ribadito c'è un'interessantissima, come posso dire, interrogazione, la trovate nelle slide, del Ministero della Salute, risposta a un'interrogazione del Ministero della Salute, che anche lì ha affermato che dal punto di vista scientifico la pasta non esiste. Abbiamo la nostra Cassazione che ci dice che la pasta non esiste. Io però da giudice vi dico che ci sono dei casi in cui in questo caso più spesso la madre, come posso dire, agisce sul figlio per allontanarlo dal padre, ma bisogna vedere perché se fa questo perché è arrabbiato che il marito l'ha lasciata per un'altra, allora dobbiamo intervenire, ma se fa questo perché è vittima di violenza, allora dobbiamo tutelare lei, non tutelare il violento che vuole a tutti i costi, anche in quel caso con una violenza, vedere il bambino. Allora, che volevo dirvi? Ecco, i recuperi. Recuperi, e chiudo qui. Abbiamo detto che cosa può essere. Recuperi, li ho già premesso, accertata la violenza, fatto coming out da parte del violento, a questo anche soft, come vi dicevo, senza dire sono colpevole, condannatemi. Devo soprattutto fatto un percorso da parte del padre violento, allora si può riaprire. Quindi abbiamo lo spazio neutro, gli operatori che si affiancano, i compagni adulti, coordinatore genitoriale, esperienza nuova, piace, non piace, non so dirvelo, ma la conoscete bene. E poi mi faceva piacere sottoporvi un progetto romano che abbiamo fatto con il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, in cui praticamente l'Ordine degli Psicologi ci ha dato degli psicologi qualificatissimi. È un progetto ovviamente sperimentale. E per fare cosa? Per fare un progetto proprio di ricerca in tutti quei casi in cui c'era appunto rifiuto genitoriale, dove o la violenza era stata esclusa o comunque superata con le modalità che vi ho detto. Quindi perché questo? Perché c'era comunque per questo progetto l'accordo di entrambe le parti. Quindi entrambe le parti erano d'accordo ad attivare il progetto, che consisteva in cosa? In una prima di fase di studio. Cioè loro hanno preso tutti i fascicoli che ovviamente noi abbiamo estratto a memoria, perché non è che c'è una classificazione dei fascicoli di violenza o in questo caso di rifiuto genitoriale. Quindi tutti questi fascicoli, una volta estratti, alla fine sono stati selezionati di quelli in corso alcuni fascicoli che, studiati dagli psicologi, facevano ritenere che ci fossero margini per il recupero, perché appunto non c'erano malattie psichiatriche, non c'era violenza o violenza superata nei termini che vi ho detto. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo nominato questo esperto fornito dagli psicologi, è stato nominato nei singoli procedimenti in cui le parti avevano dato il consenso, ripeto, è scelta delle parti. Chi ha detto di no, questo non è stato fatto. 68, un esperto, questo per farlo digerire ai miei colleghi, infatti alcuni non l'hanno mai fatto ormai, che dice ma il 68 è l'interprete, l'ausiliario insomma dell'attività processuale. E ho detto, e chi l'ha scritto? Perché ha detto che è ausiliario dell'attività processuale? Il 68 dice esperto in una determinata professione, incaricato di assistere il giudice in quello che non sa fare. Io recuperare la genitorialità non lo so fare perché ho bisogno di un tecnico e quindi con questo meccanismo processuale queste figure sono entrate nel processo come ausiliari con un patto di, come posso dire, siccome è l'ultima spiaggia, l'accordo con gli avvocati che hanno dato il consenso e con le parti era che il risultato di questa attività non venisse trasfuso nel processo come elementi di prova, salvo ovviamente reati o cose abiette, per carità. Cioè, ma io non avevo bisogno di un'ulteriore valutazione perché erano tutti i casi in cui c'era CTU, c'erano relazioni di servizi, c'era tutto quello che potete immaginare, ma eravamo arrivati al capolinea, cioè lì o si gettava la spugna o si faceva qualche altra cosa. Qualche altra cosa come sta andando? Io ormai sono andata via da Roma, ma ovviamente tengo contatti, qualcuno bene, qualcuno male, come tutte le cose umane, ma è un elemento in più. Però perché? Perché da questo studio una cosa è emersa chiara, che andiamo al buio nelle situazioni più difficili, si fanno mille interventi dispersivi, quando forse un intervento professionalmente altissimo e tempestivo darebbe dei risultati eccellenti. Quindi detto questo, basta, non credo di dover dire niente perché appunto la mia conclusione è quella, accertare, 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 bigenitorialità non è un totem perché soltanto i genitori funzionali hanno diritto di fare i genitori e appunto nessun automatismo, perché ogni provvedimento di affidamento dei figli
è un vestito su misura, che quindi che il giudice e gli avvocati devono cucire, non solo il giudice, avvocati e tutti i tecnici della rete che ruota intorno al giudice. E basta così. Grazie. Che cosa dire degli ordini di protezione civile? C'è tantissimo da dire. A me era piaciuto iniziare la mia trattazione dicendo che al tempo in cui furono inseriti nell'ordinamento italiano questi ordini di protezione, cioè nel 2001, erano in fin dei conti pochi anni che si parlava della violenza domestica, della violenza di genere come fenomeno culturale, come matrice culturale che permeava la nostra società. È l'altro ieri, sono 20 anni fa, ma vedete bene che il percorso è lungo e difficile. Anche oggi abbiamo una rimozione potente su questi temi, veramente potente. È difficile che le persone riconoscano addirittura se la subiscono la violenza. La violenza psicologica è difficilissima da individuare perché le persone che ne sono vittime sono a loro volta le prime ad esitare a qualificarla come tale. Inoltre la sopraffazione, effettivamente ha ragione la dottoressa Velletti, maschile nei confronti delle donne è talmente abituale nel nostro modo di considerare il mondo che facciamo fatica a non tollerarla e a ridimensionarne le manifestazioni che invece sono dirompenti e soprattutto nei confronti dei minori che tendono a ripetere il modello nella generazione successiva, estremamente dannose e pregiudizievoli, al di là degli effetti psicologici e fisici che ne riportano e che sono anch'essi gravissimi. Ad ogni modo, dicevamo che nel 2001 arriva questa legge nell'ordinamento italiano, che è preparata, diciamo, anche culturalmente dalla dichiarazione ONU sulla eliminazione della violenza sulle donne, che è appena del 93, qualche anno precedente. In questa dichiarazione ONU si dice che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini, e si esorta all'articolo 4 di questa dichiarazione gli stati che ne fanno parte a sviluppare sanzioni penali ma anche civili per punire e riparare agli illeciti causati alle donne che sono sottoposte a violenza, e a sviluppare misure atte a promuovere la protezione delle donne contro ogni forma di violenza. Da questa dichiarazione per l'eliminazione della violenza contro le donne esce dopo anni di gestazione questa legge del 2001 che dispone per l'ordinamento italiano misure assolutamente inedite perché immediate, efficaci e volte a fornire una risposta appunto altrettanto immediata alla crisi familiare che esordisca e si determini con la violenza perpetrata all'interno delle mura familiari. Questo tipo di violenza è, come dicevamo, come si dice, come abbiamo sentito anche nelle relazioni che mi hanno preceduto, una violenza che non è sempre facile riuscire a fare emergere. Che cosa fanno questi ordini di protezione? Questi ordini di protezione sono massimamente elastici perché sono volti ad intercettare ogni tipo di condotta, sol che abbiano come effetto quello di provocare un determinato tipo di danno. Ma adesso posso provare a condividere adesso? No, non condivido. Allora aspettate un attimo, non riesco, ecco. Vediamo. Riuscite a farmi condividere le slide? Lo sto chiedendo alla collega perché io non ho il supporto tecnico. Quindi Va bene, io vado avanti e poi vediamo se succede qualcosa. Allora, questa legge introduce un apposito titolo, il titolo 9 bis del libro primo del Codice Civile. Viene intitolato Ordine di protezione contro gli abusi familiari. In sostanza l'articolo 342 bis dice che appunto quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale, ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice su istanza di parte può adottare con decreto uno o più provvedimenti di cui all'articolo 342 ter Codice Civile.
Questi provvedimenti sono, lato sensu, anticipatori di quelli che possono essere gli effetti della separazione, ma si discostano dalla separazione, che è una soluzione ancorché temporanea, volta alla definitività che poi gli darà il divorzio, per invece poter essere conclusi in se stessi, cioè poter essere una soluzione immediata a un problema che si verifica nell'ambito della crisi familiare e che postulano anche, possono immaginare anche una fine diversa dalla vera e propria separazione, cioè il rientro del fenomeno della violenza. Diciamo che erano, da questo punto di vista c'è un certo ottimismo, perché oggi come oggi vediamo invece che quando la violenza erompe molto facilmente e sempre che la donna, la vittima, sia abbastanza consapevole, riesce ad arrivare fino alla separazione per sfuggire a una situazione di tanta gravità. Ad ogni modo, cosa sono questi abusi familiari? Come dicevamo, e come abbiamo letto dalla norma, quando la condotta del coniuge è causa di grave pregiudizio. Quindi una condotta orientata causalmente, ma non definita nella sua fattispecie. L'unica cosa che viene definita è l'effetto che deve fare. L'abuso è un comportamento illecito e che contravviene al principio del nemine ledere, deve essere perpetrato all'interno di una relazione familiare. Che cosa viene inteso per relazione familiare? La relazione familiare naturalmente è quella intrattenuta in ragione del vincolo di coniugio, dell'unione civile, anche se forse meno spesso che non nel matrimonio, vale a dire che spesso, essendo la violenza domestica una questione di genere, è meno facile che l'unione civile forse si verifichi. Poi sicuramente all'interno di una convivenza di fatto, non solo come definita dalla legge 76/2016, che intende come convivenze di fatto soltanto quelle che vengono contratte tra persone che sono entrambi libere di status, vincoli di filiazione, parentela o affinità. Insomma, in sostanza ci vuole che la relazione entro la quale l'abuso viene perpetrato presupponga una comunione di vita e abitazione. Ci vuole una convivenza, non una mera coabitazione come quella dell'inquilino o un ospite, per essere chiari. Insomma, ci vuole che la relazione appunto sia familiare. Alcune pronunce considerano incluse nell'ambito di operatività anche relazioni che intercorrono tra soggetti tra i quali la convivenza sia cessata, ma che però rimangono nella conduzione di una relazione tra di loro, diciamo. Io immagino una relazione affettiva cessata in cui però uno dei partner magari l'ex partner si apposti, no? Vero e proprio comportamento di stalking che può dare come esito l'accoglimento di un'istanza per un ordine di divieto, per esempio, di avvicinarsi. Allora, dicevo prima, ma ho cominciato a correre come una matta per cercare di fare in fretta, non ho detto prima in realtà che quella legge del 154 del 2001, accanto alle misure civili, prevede anche delle misure analoghe ma che operano nel campo penale. La differenza e la particolarità di queste misure civili è proprio nel fatto che per ottenerle non è necessario fare una querela, avanzare penalmente, procedere penalmente nei confronti del partner. Questo è molto importante perché è una via di mezzo che forse permette maggiormente l'emergere di queste situazioni. La persona vittima di violenza è più portata a chiedere un ordine di protezione civile proprio perché ha effetti meno dirompenti e non porterà a, tra virgolette, sporcare la filiera penale dell'autore, e quindi è più compatibile forse con la situazione propria della vittima di violenza e della necessità che invece prenda il coraggio e si attivi. Dicevamo che la unica tipicità della condotta, della fattispecie è nel pregiudizio che deve provocare. Il pregiudizio che è necessario allegare per ottenere un ordine di protezione civile deve essere recato in danno a beni costituzionalmente protetti e solo alcuni di essi, cioè l'integrità fisica, in cui è anche l'integrità psicologica, o l'integrità morale è invece quella, la lesione che si può avere
alla dignità, al decoro, no? Oppure un danno alla libertà del familiare. Quel pregiudizio o pericolo di pregiudizio deve essere inoltre grave, perché c'è scritto che deve essere grave. Ma quando possiamo dire che il pregiudizio è grave? Qui mi riallaccio a quello che diceva prima la dottoressa Velletti. Attenzione, perché proprio per il fatto che le relazioni familiari hanno una base di solidarietà e di particolare affettività che non può essere trascurata, qualsiasi atto violento diventa all'idoneità ad essere grave, che si ponga o meno in discontinuità con quello che è accaduto prima. Attenzione, esistono già sentenze, per fortuna, della Cassazione in cui si dice che anche nel caso in cui io abbia tollerato una violenza perpetrata per anni, questo non significa che il comportamento sia meno grave. Dico, non è frequente trovare sentenze di questo tipo, ma esistono, ed è effettivamente quello che voglio dire, cioè anche atti apparentemente, e dico fra virgolette non gravi, uno schiaffo, uno strattonamento, possono invece, anzi hanno forte rilevanza nel contesto familiare. I beni e i diritti che sono tutelati dalle norme in tema di ordine di protezione sono sicuramente beni costituzionalmente protetti, quindi qualsiasi lesione che li impatti può essere considerata grave. Perché stiamo parlando di integrità fisica, integrità morale, stiamo parlando di libertà. Gli episodi lesivi sono gravi quando rendono impossibile la prosecuzione della convivenza se non mettendo a rischio i beni tutelati. E quindi se anche solo, come dicevamo prima, uno schiaffo, questo basta. Il problema sarà ovviamente, come ben sappiamo tutti, di prova. Perché il problema vero per gli ordini di protezione, come per molti altri aspetti che riguardano la vita familiare, è un problema di prova. Molto spesso gli avvenimenti avvengono appunto in un contesto segreto, diciamo segreto comunque domestico, e quindi sono difficilmente attingibili da occhi estranei. In ogni caso, articolo 342 bis, a prescindere dai problemi di prova, non parla né di continuità della condotta né di alterazione del regime di normale convivenza familiare, come talvolta troviamo scritto in alcune pronunce, anche se questa sarà normalmente un'immediata conseguenza di un abuso grave. Attenzione, come si diceva prima, non una conflittualità, non dovrà essere io non immagino sicuramente una lesione dell'integrità fisica come espressione di conflittualità. Quando abbiamo una lesione dell'integrità fisica siamo già nella prevaricazione, perché la violenza agita è sempre prevaricazione, ma nel momento in cui noi dobbiamo discutere di una violenza psicologica, di una violenza morale, dovremo effettivamente saper distinguere fra conflittualità e prevaricazione, e solo nel secondo caso avremo la condotta necessaria ad ottenere un ordine di protezione civile. Attenzione, come dicevamo, anche una singola condotta può causare un grave pregiudizio ed integrare gli estremi di abuso familiare. E l'articolo 342 ter parla infatti di ordine di cessazione della condotta, non delle condotte, e quindi sembrerebbe confermare tale conclusione. Per quanto riguarda la violenza assistita del minore, ebbene, ci sono numerose pronunce che dicono che questa violenza assistita, di cui abbiamo compreso e approfondito le cause grazie alla relazione della dottoressa Soavi, è sicuramente un presupposto per sé solo sufficiente ad ottenere un ordine di allontanamento. L'ordine di allontanamento può essere emesso, anche se ci sono delle resistenze a questo proposito, anche nel caso in cui esista un pericolo di violenza, perché, anche a mio modo di vedere, il giudice che esamina l'istanza deve valutare se esiste il rischio di violenza, e anche questo deve essere evitato. Ci sono diverse metodologie di rilevazione del rischio, ci sono degli indicatori, ed è anche in questo campo che la specializzazione del giudice ha un peso non indifferente, evidentemente, perché la violenza domestica, la violenza di genere ha tutto un apparato di
proprio di indicazioni, di prassi, se mi passate il termine, che bisogna conoscere per poterli per poterla contrastare. L'apprezzamento della sussistenza del pericolo e della sua gravità è naturalmente rimesso alla prudente valutazione del giudice, ma sarebbe molto opportuno che il giudice designato come istruttore, diciamo, istruttore dell'ordine di protezione, fosse un giudice formato al diritto di famiglia e comunque formato in tema di violenza ovviamente domestica, perché la violenza domestica è veramente un fenomeno complesso che non può essere trattato come altri fatti e circostanze. Quali sono le misure adottabili? C'è un contenuto tipico e necessario e un contenuto eventuale. C'è il contenuto tipico e necessario, che è l'ordine di cessazione della condotta e l'allontanamento dalla casa familiare. È un contenuto eventuale, la prescrizione di non avvicinarsi a determinati luoghi, l'intervento dei servizi sociali o di un centro di mediazione familiare, e qui sottolineo il centro di mediazione familiare. Questa è una legge del 2001, interviene molti anni prima della Convenzione di Istanbul, in cui invece è riconosciuto un altro principio, cioè che nel caso in cui esistano fenomeni di violenza, la mediazione familiare è altamente sconsigliabile. Quindi diciamo che questo è un residuo, un anacronismo di questa legge, e invece è molto pertinente il riferimento alle associazioni per il sostegno e l'accoglienza di donne e minori vittime di abusi, perché in queste strutture spesso e volentieri la vittima riesce un po' a avere maggiore consapevolezza della sua posizione e raccogliere più forze per procedere nella sua strada di uscita dalla violenza. Infine, nel contenuto eventuale è anche il pagamento periodico di un assegno, anche in via diretta dal datore di lavoro. Ecco, questo contenuto eventuale, oltre all'allontanamento dalla casa familiare, è esattamente il motivo per il quale l'ordine di protezione è una misura che potrebbe essere efficace nel far uscire dalla violenza le vittime che in realtà prima dell'entrata in vigore di questa legge avevano come strada o la separazione o la denuncia querela nei confronti del marito, con tutti i tempi quasi epocali che soprattutto alla seconda opzione si accompagnavano. In questo caso invece abbiamo una misura molto veloce che permette di allontanare dalla casa familiare colui il quale agisce la violenza e non la vittima, che sarebbe invece che era fino a quel momento costretta ad uscire di casa, a scappare di casa e a contare sull'aiuto di terzi necessariamente, e ove quella rete non avesse, di stringere i denti e sopportare ancora. E in più si può, nel caso in cui la vittima di violenza sia o fosse meglio non indipendente economicamente, si può disporre, può ottenere anche di avere un assegno. Anche da questo punto di vista la immediatezza con cui si procede a queste due misure anticipatorie, evidentemente anticipatorie della separazione, permettono di contrastare la violenza nel suo momento più violento e cruento. La durata massima della misura di protezione è di 1 anno dalla data di esecuzione dell'ordine stesso. È suscettibile di proroga solo per il tempo strettamente necessario, su istanza di parte, soltanto se sussistano gravi motivi. Allora ci si chiede, ma questo ordine di protezione è un ordine molto agile, viene concesso nel momento in cui si accerta pur sommariamente che una violenza c'è stata, ma ha una durata molto breve. Chiaro, noi abbiamo un contemperamento necessario da questo punto di vista, perché essendo questo procedimento fondato su un'istruzione sommaria, non può, proprio per sua natura, protrarsi indefinitamente. È prorogabile anche in sede di provvedimenti presidenziali da emettersi in sede di separazione o divorzio? Sì, se i provvedimenti presidenziali se queste misure attengano a profili diversi da quelli
propri della separazione e del divorzio, vale a dire se per esempio comportino il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi. Sappiamo che l'allontanamento dalla casa familiare e il pagamento di un contributo di assegno di mantenimento fanno parte dell'oggetto tipico di separazione e divorzio e quindi saranno assorbiti dal provvedimento della separazione e del divorzio, mentre se esista e permanga la necessità di vietare l'avvicinamento a determinati luoghi, questo potrà essere prorogato anche dal provvedimento presidenziale o temporaneo. Attenzione, dicevamo il contemperamento è necessario perché l'ordine di allontanamento incide su diritti essenziali del presunto, in questo caso ancora, perché dicevamo che l'istruzione sommaria presunta perpetratore della violenza, perché i diritti essenziali sono quali? Alla vita familiare, al domicilio, alla libertà di movimento, quindi è necessario il limite temporale e è necessario il ricorso ad altri strumenti in caso di necessaria proroga delle misure oltre il termine stabilito dalla legge. Lo spazio temporale necessariamente limitato assegnato dall'ordine di protezione deve essere utilizzato per risolvere la crisi e quindi qui hanno molta valenza l'intervento dei servizi, i centri di assistenza, l'avere a disposizione dei modi, dei luoghi che permettano alla vittima di violenza di elaborare ed elaborarsi, sia nel senso di eventualmente ricomporre la crisi familiare, anche se, ripeto, è una evenienza piuttosto remota. Diciamo che più spesso abbiamo una desistenza da parte della vittima, no? Che torna sui suoi passi, ma non tanto, secondo me, per ambivalenza o non solo per ambivalenza nei confronti del coniuge o del convivente, quanto per il fatto che mancano effettivamente i mezzi per portare avanti una scelta così difficile. Mentre nel momento in cui si decida di proseguire per la separazione, quel tempo che l'ordine di protezione concede è comunque necessario e opportuno sia utilizzato per un percorso di non solo consapevolezza, ma anche per portare avanti le azioni le azioni ulteriori che l'ordinamento consente di fare, appunto l'azione penale, eventualmente la separazione e tutto quanto possa servire per trovare un nuovo sbocco esistenziale. Ecco, importante, all'ordine di protezione che cosa si allega, su cosa è bene fondare. Sta a noi avvocati, sta a noi legali, esporre i fatti salienti ben circostanziandoli, esporre con la massima attenzione, con la massima puntualità i fatti, sottolineandone la significatività nell'ottica del grave pregiudizio. In particolare per la violenza psicologica o morale, dal momento che non ci sono segni, non ci sono referti, ecco, quale potrebbe essere una strada? Quella di produrre eventuali registrazioni, meglio se trascritte, individuando i minuti in cui gli insulti o le frasi peggiori sono pronunciate. Le relazioni di valutazione stilate dai centri antiviolenza, se la vittima li abbia consultati prima di rivolgersi al legale, per esempio. I referti, anche risalenti. La puntualità delle allegazioni è assolutamente necessaria, soprattutto se volta ad ottenere l'ordine di protezione in assenza di violenza fisica. Poi dicevamo di tutti gli altri mezzi di cui parlava anche la dottoressa Velletti e che possono corroborare sicuramente anche un ordine di protezione e non soltanto un ricorso di separazione o l'udienza presidenziale che adesso succeda. Gli aspetti processuali, la legittimazione attiva e passiva, ecco, è, come dicevamo prima, dei familiari, anche se l'ordine di protezione è stato concepito per i conflitti fra partner, effettivamente è uno strumento molto utile che ha potuto essere utilizzato anche nel caso in cui i contrasti, per esempio, ci fossero fra genitori e figli maggiorenni, nonni e nipoti, famiglia allargata nel senso di non nucleare, ma
diciamo, con una coabitazione stabile. Anche soggetti, come dicevamo prima, che pur non convivendo articolano ancora una relazione familiare. Per esempio io mi incontro ancora con l'ex partner, ma magari perché siamo genitori dobbiamo confrontarci. In quella sede emergono comportamenti violenti, non è perché non ci sia più una convivenza effettiva che io non posso chiedere un ordine di protezione che integri per esempio un divieto di avvicinamento. Lo posso fare proprio perché l'abuso si compie nella relazione familiare. Attenzione, deve essere sempre il soggetto interessato ad avanzare l'istanza. Qui per esempio mi riferisco a casi in cui uno dei due fratelli, ci sia una situazione familiare un po' degenerata, parlo di magari problemi fra genitori e figli anche adulti che permangono nella casa familiare, no? Esistono dei contrasti, magari c'è uno dei fratelli che sottopone ad angherie il genitore, l'altro fratello dice ma posso io chiedere un ordine di protezione a tutela di mia mamma? No, è proprio la mamma che deve farlo. Nel momento in cui non voglia farlo non ci sono modi. L'unico modo potrebbe essere quello di nominarle un ADS, ma in un caso di questo tipo voi capite che non è esattamente semplice, perché gli estremi, è vero che sembrerebbe non adatta, non idonea a prendersi cura dei propri interessi, però diciamo che non è semplicissimo. Il rito e l'impugnazione. Del rito e dell'impugnazione parla invece l'articolo 736 bis del codice di procedura civile. Il giudice è quello monocratico del luogo di residenza o domicilio dell'istante, il rito è camerale e il ricorso è definito per decreto immediatamente esecutivo. Il ricorso può essere proposto anche dalla parte personalmente, perché deve essere appunto favorita deve essere favorito il ricorso a questa misura. La difesa tecnica, alcuni però dicono che la difesa tecnica sia comunque necessaria nelle fasi successive. I poteri istruttori del giudice sono molto ampi ed ufficiosi, perché la norma dice proprio assunte che il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può poi emettere la misura anche inaudita altera parte. Questo presuppone che in sede di acquisizione del ricorso il giudice possa attivare una sua propria rete, diciamo, di indagine, chiedere per esempio conferma ai centri antiviolenza citati nel ricorso per capire di che cosa si tratti, può eventualmente anche vedo più difficilmente la consultazione di informatori, perché in questa sede le sommarie informazioni saranno più facilmente acquisibili attraverso contatti diretti del giudice con esponenti di una determinata rete territoriale, che può essere coloro i quali hanno proceduto a un primo rilevo della violenza, per esempio. È necessario però che le reti tra istituzioni siano stabili e permettano di avere dei soggetti cui ci si può riferire immediatamente, cui il giudice può riferirsi immediatamente per questo ordine dei problemi. L'emissione del provvedimento inaudita altera parte è assolutamente possibile, è frequente e dico anche forse qualche volta è necessaria, perché il momento della notifica del provvedimento, che per esempio fissa l'udienza all'esito della quale il giudice deciderà se concedere la misura oppure no, può essere un momento estremamente rischioso. Quindi forse è meglio, proprio per evitare che la violenza emerga ed emerge proprio nel momento in cui la crisi familiare esordisce e l'ordine di protezione è volto a impedire questa emersione della violenza, si dice appunto meglio meglio adottare la misura inaudita altera parte e poi notificarla che il contrario, proprio per permettere che
la notifica dell'ordine e l'allontanamento immediatamente conseguente vengano fatte adottando tutte le precauzioni possibili, perché diversamente, se io devo notificare semplicemente un decreto che fissa un'udienza per un possibile ordine di allontanamento, espongo la vittima di violenza la vittima di allegata violenza a un ulteriore rischio invece di proteggerla da quello. Le disposizioni circa le modalità attuative della misura, ecco questo è importante, ivi comprese la notifica, sono essenziali alla protezione della vittima, rappresentano un momento molto critico. Attenzione, perché mentre nelle misure assunte in sede penale le cautele necessarie e le modalità attuative sono affidate alle forze dell'ordine, in sede civile restano affidate alla responsabilità dei legali, che deve autonomamente approntare cautele e ausili necessari. È anche vero che il giudice può disporre della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario, e quindi è bene nell'istanza di ordine di protezione chiedere che il giudice precisi e specifichi le modalità attuative con cui portare a compimento vuoi l'ordine di protezione, vuoi la notifica. L'impugnazione è possibile solo per reclamo al Tribunale in composizione collegiale entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto. Il reclamo non sospende l'esecutività del decreto e non è possibile il ricorso per Cassazione perché il provvedimento non ha definitività, non è idoneo al giudicato e non è decisorio. Ecco, è importante capire le intersezioni e sovrapposizioni con i procedimenti della crisi familiare. Intanto io non posso chiedere un ordine di protezione quando se è stato incardinato un procedimento di separazione o di divorzio e si è già svolta l'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente. Però nei relativi procedimenti posso chiedere che siano assunti provvedimenti aventi i contenuti indicati nell'articolo 342 ter, in principalità il divieto di avvicinamento. L'ordine di protezione diventa inefficace quando siano pronunciati provvedimenti temporanei della separazione, del divorzio o sulla responsabilità genitoriale del figlio nato fuori del matrimonio, sempre che non residuino aspetti che non collimino con l'oggetto tipico di questi procedimenti. È possibile chiedere un ordine di protezione con il ricorso per separazione? Per un orientamento la risposta è affermativa. I provvedimenti presidenziali possono avere i contenuti dell'articolo 342 ter del Codice Civile e l'istanza comporterà un'accelerazione rapidissima dei tempi in cui le parti saranno convocate avanti al Presidente. Attenzione però, ovviamente non è una possibilità di cui abusare e bisogna effettivamente che ci sia un pericolo. Contra, per ragioni formali, la competenza monocratica sarebbe monocratica e non collegiale, la competenza territoriale è individuata dalla residenza e dal domicilio dell'istante e non del convenuto, però è la più gran parte della giurisprudenza di merito, tra cui il Tribunale di Mantova del 24 dicembre del 2018. In cosa si differenziano massimamente gli ordini di protezione civili da quelli penali? Intanto possono coesistere. A me è successo un caso in cui avevo chiesto un ordine di protezione civile e nel contempo, mentre è stato emesso l'ordine di protezione civile e contemporaneamente è arrivato l'ordine di protezione penale che il PM aveva chiesto autonomamente in sede penale. Possono effettivamente coesistere. L'ordine di protezione civile è richiesto dalla diretta interessata e non dal pubblico ministero, anche dalla parte personalmente. Non implica, come dicevamo prima, la presentazione di alcuna denuncia a querela e quindi il comportamento contro il quale si intende difendersi non deve essere un'ipotesi di reato, non si apre alcun procedimento penale, non si deve proseguire fino a un provvedimento di archiviazione con danno a soluzione. Il suo esito si conforma più agilmente alle successive decisioni di chi lo ha ottenuto, può rimanere assorbito dai, ovvero è riemesso in sede di provvedimenti presidenziali, può estinguersi naturalmente con una riconciliazione vera o presunta. Attenzione appunto alle riconciliazioni presunte, a volte il fatto di allegare come fatto costitutivo della reiterazione di comportamenti violenti anche l'ottenimento di un precedente ordine di protezione che poi si è estinto perché c'è stata una riconciliazione
è un elemento che il giudice potrà valutare favorevolmente, non solo sfavorevolmente, proprio nel momento in cui conosca quali sono i meccanismi della violenza domestica, che molto spesso comportano un andamento irregolare nella motivazione di chi vuole sfuggire alla situazione, anche in ragione delle difficoltà pratiche che a questa scelta si accompagnano. Attenzione però, non può contarsi, come dicevamo prima, automaticamente sulla forza pubblica per la sua attuazione, diversamente che in quelli penali. Questa è una differenza sostanziale tra ordini civili e ordini penali. L'ordine penale, io voglio dire, faccio un'istanza al PM, il PM si muove autonomamente e provvede a tutto, invece sul versante civile il procedimento è un po' in mano al legale, che deve sollecitare le idonee misure attuative nel provvedimento del giudice. La misura penale, infine, è presidiata da una specifica sanzione ove sia violata, mentre la violazione di quella civile è semplice in ottemperanza a un generico ordine del giudice con una pena edittale un po' minore. Avevo poi preparato qualche cosa sul danno endofamiliare, che è l'altro profilo con il quale si può avere una tutela delle vittime in sede civile, ma diciamo che il profilo più interessante, a parte il fatto della coincidenza o sovrapposizione, non esatta sovrapposizione tra la domanda di addebito e la domanda che fonda il risarcimento del danno endofamiliare, perché possiamo avere una domanda anche se possono non essere fondate sugli stessi fatti o non essere idonee a supportare entrambe le domande, perché per esempio l'addebito non postula necessariamente una domanda risarcitoria, e d'altro canto il fatto illecito suscettibile di ristoro può non essere stato determinante della crisi coniugale, ma essere intervenuto in sua conseguenza. In ogni caso, la cosa interessante del danno endofamiliare, a mio modo di vedere, è la sua trattabilità, la trattabilità della domanda relativa all'interno dei procedimenti per separazione e divorzio. La Cassazione, cioè, c'è un orientamento che lo nega assolutamente, in ragione del fatto che questa c'è una connessione debole tra le due domande e il rito della separazione e del divorzio sarebbe speciale, quindi non consentirebbe l'attrazione della domanda di risarcimento del danno endofamiliare all'oggetto, diciamo, tipico e necessario della separazione e del divorzio. In realtà il problema vero qual è? Il problema è che spesso il suo stesso fatto può fondare sia l'addebito sia il risarcimento del danno endofamiliare, quindi diciamo che una connessione particolarmente forte invece esiste. E come superare questa necessità affermata di dover fare un altro procedimento per accertare lo stesso fatto ma a fini diversi? In realtà si può fare un ragionamento diverso, cioè dire che la fase contenziosa dei procedimenti di separazione e di divorzio in sostanza sono un rito ordinario e la connessione per cumulo soggettivo potrebbe quindi darsi. Alcune voci della dottrina lo ammettono e la Cassazione è giunta a dire che nel momento in cui non si eccepisca l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno endofamiliare entro la prima udienza, quella domanda entri a far parte del compendio anche del compendio decisorio della causa di separazione e divorzio. Diciamo che la ragione dell'esclusione è più che teorica, eminentemente pratica, perché è volta a non appesantire il procedimento di separazione, ma che non esistono ragioni fondanti effettivamente la esclusione della domanda di risarcimento del danno endofamiliare all'interno dei procedimenti di separazione e divorzio. Avrei voluto essere un pochino meno affannata, ma non ce l'ho fatta. In ogni caso spero che ci siano stati dei profili che abbiano potuto interessare, soprattutto in ragione, a mio modo di vedere, gli ordini di protezione sono una misura che intercetta varie questioni importanti in materia di violenza domestica, violenza familiare.
la questione vera è culturale. Noi abbiamo gli strumenti, l'ordinamento giuridico ce li fornisce, ma in verità la vera difficoltà è quella di intercettare la violenza, credere che esista ed essere sicuri che la si vuole combattere.